i canali delle rispettive organizzazioni che hanno organizzato questa iniziativa, per cui CGIL, CISL e Will del Veneto su Facebook e sui canali YouTube. Ci scusiamo con loro perché ovviamente la mezz'ora sindacale, che per i presenti è stata anche un momento di ritrovo, e per chi insomma è a casa o in ufficio sicuramente l'attesa si è fatta lunga, quindi cominciamo subito. E appunto iniziamo dal titolo del motivo per cui oggi siamo tutti qui, per cui un seminario vuole essere un momento di approfondimento di normative che da livello nazionale, ma anche ad arrivare all'importantissimo protocollo che è stato sottoscritto il 16 dicembre del 2020 con la Regione Veneto da parte appunto di CGIL, CISL e Will, ma anche con l'Associazione dei Comuni, con l'Associazione delle Province, che si sono impegnate a rispettare appunto quanto nel protocollo convenuto. Una cosa dico, per quanto mi riguarda la mia esperienza sindacale è nata negli appalti, un progetto della CISL per appunto andare a seguire quell'ambito che era assolutamente nuovo negli anni 90. Se avessi avuto il documento che oggi insomma approfondiremo a livello regionale, sicuramente avrei avuto vita facile, nel senso che ci sono degli elementi così importanti che devono diventare patrimonio di ogni sindacalista che approccia in questo ambito, sapendo che dagli anni 90 a oggi gli appalti ovviamente sono proliferati in tantissimi ambiti e pertanto appunto è un elemento, il contratto di appalto che regola tantissime attività lavorative, e sappiamo perfettamente che di fronte a noi avremo un periodo attraverso i finanziamenti europei di vario genere dove una serie di attività fondamentali per il nostro Paese, cruciali per l'ammodernamento e lo sviluppo del nostro sistema, avverranno proprio attraverso i sistemi appunto di contratto di appalto. E questo ci porta anche a essere, perché la nostra condivisione, anche preoccupati di come attraverso gli appalti le opere potranno essere appunto svolte e portate a termine, sapendo che ci sono delle regole ferree da rispettare, e noi in questa fase dovremo essere appunto degli attenti protagonisti della regolazione del sistema, in maniera tale di utilizzare gli strumenti che ci sono per favorire che appunto le imprese sane che ci sono nel mercato riescano ad operare garantendo ovviamente diritti e tutele, come abbiamo scritto nel titolo appunto, e per cui mi addentro e chiudo, appalti per un lavoro di qualità in sicurezza e legalità, norme e strumenti dal codice degli appalti al protocollo del Veneto. E oggi saluto che ho le colleghe che ho a fianco e ringrazio in particolar modo alla mia sinistra Tiziana Bocchi, segretaria nazionale della Will, che per essere qui con noi oggi appunto insomma, ha fatto un viaggio che ringraziamo per venirci a parlare appunto di quello che sta succedendo a livello nazionale, perché come sappiamo abbiamo un codice degli appalti da quale poi è nato anche il protocollo regionale, per cui con degli strumenti che hanno portato a concretizzare delle ulteriori normative per tutelare il lavoro. Dall'altro canto però appunto chiederemo anche a lei cosa sta succedendo, perché ci sono appunto delle proposte di modifica e ci dirà come. Alla mia destra Silvana Fanelli, segretaria regionale della CGIL del Veneto, che ha seguito l'iter del protocollo d'intesa in materia di appalti con la Regione Veneto e pertanto ci approfondirà il tema.
Vi anticipo che c'è la possibilità poi di fare degli interventi, delle domande, proprio perché appunto vuole essere un seminario di approfondimento e vorremmo andare fuori da qui tutti con delle idee più chiare su alcuni dubbi che ci possono essere interpretativi. Vi chiedo, per chi è in pubblico, di avvicinarsi al podio e di utilizzare il microfono, così anche chi è in diretta streaming potrà sentire, mentre appunto per chi ci sta seguendo nelle dirette streaming c'è la possibilità di fare delle domande. Con la nostra regia poi riusciremo appunto a porle alle nostre colleghe, che appunto ognuna per il suo ambito poi ci chiariranno la materia. Quindi veniamo al dunque e iniziamo dando la parola appunto a Tiziana Bocchi per parlarci del codice degli appalti e di cosa sta succedendo. Ti ringrazio. Così? Perfetto, non l'avevo acceso io. E no, dico, già dai documenti che ci tiriamo dietro, insomma, si vede come questa materia è pesante, ecco, mettiamola così, nel senso che gli appalti pubblici sono non da oggi una banalità, ma purtroppo questa è la realtà con cui ci siamo scontrati in tantissimi anni, e noi lo abbiamo sempre ritenuto, a maggior ragione oggi lo riteniamo, un grande strumento, un grande volano di sviluppo a supporto appunto di questo processo che si deve avviare attraverso anche il PNRR nel nostro Paese. Un grande volano di sviluppo che deve però realizzare da una parte opere di qualità, dall'altra le deve realizzare attraverso quello che noi chiamiamo un lavoro di qualità, quindi un lavoro che sta dentro un sistema di regole, che sono le leggi, che sono i contratti, che sono il diritto ad un'occupazione sicura, che sono il diritto anche alla formazione, soprattutto per alcune tipologie di lavoro, e quindi come normalmente succede quando ne parliamo dei settori di eccellenza, noi andiamo a verifichiamo che lì si fanno buoni prodotti appunto di eccellenza, e che dietro c'è un sistema di occupazione, di rispetto dei diritti, di professionalizzazione, di aiuto alla riqualificazione al lavoro, che è, come dire, l'elemento principale per arrivare a quell'obiettivo. Io questo lo ridico, e anche nell'introduzione Cinzia l'ha ridetto, perché quando parliamo del sistema degli appalti purtroppo per noi è costantemente una nota dolente, perché tutto questo spesso negli anni, anzi troppo spesso, è stata la regola ricorrente. Il codice degli appalti pubblici, voi ricorderete che nel 2016 fu riformato e si arrivò ad un testo unico sugli appalti pubblici, la cosiddetta legge 50 del 2016. Noi riuscimmo ad arrivare a questo testo unico sotto la spinta di 3 direttive europee. L'Unione Europea decise di metter mano a questa materia molto magmatica, molto complicata, molto difficile, soprattutto avendo verificato che evidentemente non solo in Italia su questo tema i dati che emergevano era di scarsa qualità delle opere, scarso rispetto del lavoro, e soprattutto era un periodo di grandi infiltrazioni mafiose, illegalità, corruzione. Quindi i dati che venivano fuori era di un sistema
che stava diventando un presidio di legalità piuttosto appunto che di buono sviluppo, e quindi le direttive europee cercano di riregolare il sistema assumendo alcuni principi all'interno delle direttive. La prima, di mettere in campo una grande battaglia contro l'illegalità e la corruzione. La seconda, di combattere questo e non solo questo, di combattere quelle che era la norma, ovvero sia le cosiddette gare al massimo ribasso. Voi tutti sapete cosa vuol dire una gara al massimo ribasso. È un ribasso normalmente sul costo del lavoro, quando non è evidentemente solo lavoro nero, quindi sul costo del lavoro e sulla sicurezza del luogo, che sia un cantiere, che sia un altro luogo di lavoro. E quindi le direttive europee dissero che bisognava passare ad un nuovo criterio, che era quello dell'offerta economicamente vantaggiosa. Quindi, come voi capite, una piccola rivoluzione in un sistema che veniva dalla cosiddetta legge obiettivo, quindi dal 2001, e da una legge che aveva governato questo sistema fino appunto a che non abbiamo poi prodotto il testo unico del 2016, una legge che aveva, abbandonando qualsiasi principio di gara, quindi passando attraverso affidamenti diretti, che aveva fatto del minor prezzo il principio assoluto, che aveva visto il proliferare di tante stazioni appaltanti e quindi ciascuno piccolo presidio, no, di gestione clientelare, più o meno clientelare, per la gestione di opere e servizi dentro. Io cito il Mose per dire, ma cito pure la metropolitana di Roma, tanto per darci due esempi non proprio marginali. Entrarono in quel sistema il terremoto dell'Aquila, no? E poi opere che poi hanno, per riuscire, a Roma ancora siamo lì con la metro C, opere che hanno fatto grande fatica a muoversi, e le gare al massimo ribasso comportavano anche evidentemente, no, la denuncia di costi molto ridotti. Questo succedeva, non solo questi costi ridotti si ricadevano sulle lavoratrici, sui lavoratori, sulla loro sicurezza, sulla qualità delle opere, però evidentemente erano così a ribasso che da una parte c'era qualcuno che ricorreva sempre, quindi c'era sempre qualcuno che rispetto a quella gara vinta faceva ricorso, ed era evidentemente motivo di blocco. Dall'altra colui che aveva vinto la gara chiedeva la cosiddetta variante in corso d'opera, e quindi la variante in corso d'opera comportava ovviamente una modifica del prezzo a cui era stata aggiudicata quella gara. Ovviamente la modifica non poteva essere a ribasso, ma era costantemente a rialzo, per cui noi abbiamo vissuto molti anni in cui questi erano, come dire, i processi dentro il quale il sistema degli appalti pubblici si è purtroppo mossi. Quindi proliferare le stazioni appaltanti, assolutamente nessuna attenzione alla sicurezza sul lavoro. Lo cito oggi perché voi sapete che siamo in piena emergenza da questo punto di vista. Io oggi non ho avuto ancora nessuna notizia terribile in questo senso. Ieri i nostri 3 segretari generali sono stati dal Presidente Draghi, e da lì sembra dover uscire un decreto che comincia a dare alcune prime risposte tutelanti da questo punto di vista, con delle sanzioni, delle regole
fermo restando che il tema dovrà essere, come ci hanno detto, ulteriormente approfondito nei prossimi giorni, credo in sede di Ministero del Lavoro, però voi immaginate anche in quel sistema così non regolato dal punto di vista della trasparenza, del controllo, dell'esigibilità di un prodotto buono, dell'esigibilità di un lavoro tutelato e riconosciuto. Le direttive europee offrono così a tutti noi l'opportunità di metter mano a questa situazione. Io avevo letto un dato che nel 2015 solo il 16% delle opere che erano state messe in cantiere avevano trovato una loro definizione. Quindi noi come Paese Italia arriviamo a questo appuntamento da questo punto di vista in una situazione veramente disastrata. Non c'è mai stata una programmazione degli interventi, non c'è mai stata una programmazione delle risorse. Quello che si è mosso sulla base di interessi più o meno anche, come dire, necessari, ma ovviamente scollegati uno dall'altro e ovviamente ciascuno molto tarato sugli interessi specifici di ciascuno intervento o d'opera che si dovesse mettere in campo. In quella fase devo dire che il lavoro che si è fatto per addivenire al testo unico del 2016 fu una fase costruttiva invece, perché anche noi come CGIL, CISL e UIL lavorammo molto insieme e alle forze politiche parlamentari e anche alle pubbliche amministrazioni. Noi, se ricorderete, negli anni 2015-2016 organizzammo molte iniziative anche a livello nazionale proprio per mettere insieme più soggetti e costruire insieme questo nuovo testo unico, cercando di metter mano a tutto quello che si era rilevato essere stata un'esperienza negativa con la legge obiettivo e facendo forza sulle direttive europee che comunque avevano dato delle indicazioni di massima, fornendo a noi dei principi sui quali noi non potevamo derogare. E appunto questo era per noi un gran punto di forza. Quindi in quel momento l'obietto di tutti quanti era quello di dire bene, rimettiamo mano a un testo che poi lo dirò, insomma, è stato anche poi molto criticato, almeno da una parte, non da noi. Un testo certamente non perfetto, ma nulla è perfetto, tutto è perfettibile, ma un testo storico per certi punti di vista, perché appunto l'obiettivo era quello di puntare, come dicevo prima, su uno sviluppo di qualità attraverso un lavoro di qualità, quindi assumendo i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori come linea guida, e quindi la sicurezza e quindi la qualità delle opere. E le richieste che CGIL, CISL e UIL hanno fatto in quel periodo vengono, diciamo in modo cospicuo, recepite dentro quel testo. Io ho un vecchio documento che scrivemmo unitariamente, dove riportavamo, e che quindi avrete avuto anche all'epoca anche voi, in cui noi riportavamo punto punto le cose fondamentali che erano state inserite in questo testo. Intanto l'assunzione delle direttive europee che chiedevano a noi, e quindi noi assumemmo questi principi, non solo il rispetto della corretta e leale concorrenza, al valore sociale e all'impatto ambientale a cui gli appalti devono rispondere, e non ultimo i principi di legalità e trasparenza della pubblica amministrazione, che, come abbiamo visto e come vi dicevo prima, erano pressoché inesistenti. Lì noi abbiamo l'ANAC,
quindi il ruolo dell'ANAC, il rafforzamento dell'ANAC. Voi ricorderete Cantone anche come presidente, adesso se il ruolo era dell'ANAC, e l'ANAC in quel momento ebbe un ruolo molto, molto importante. Diciamo con l'esperienza di poi, noi come CGIL Cisl UIL abbiamo sempre avuto un buon rapporto di relazione, di confronto con l'ANAC. È pur vero che l'ANAC ad un certo punto ha, come dire, sovrastimato se stesse, che quindi in qualche loro nota, in qualche loro direttiva, in qualche loro indicazione, evidentemente insomma sono andati fuori dal sistema. L'altra cosa importante è che noi immaginavamo fosse l'inizio di un processo vero, e purtroppo così non è stato poi, perché oggi siamo ancora più o meno allo stesso punto, ma insomma lì si stabiliva l'inizio di un processo di riduzione delle stazioni appaltanti e della riqualificazione o la qualificazione in realtà del personale, perché uno dei problemi enormi che noi abbiamo è un numero smisurato di stazioni appaltanti, quindi non controllabile, dal piccolissimo comune alla città metropolitana più importante, e con un personale che non è adeguato ai compiti. Spesso e volentieri ci siamo trovati a persone che non erano proprio in grado di poter valutare e quindi di poter far procedere, no? un bando di gara, e quindi questo era e purtroppo rimane ancora oggi uno dei nodi, grandi nodi irrisolti su questo tema. Però insomma in quel momento si assume, come dire, la volontà, il principio di andare verso questa direzione, e ovviamente poiché venivamo da una pratica totalmente inversa, no, fu comunque un elemento importante. Il vincolo della progettazione esecutiva a base di gara e il divieto di ricorrere alle cosiddette varianti in corso d'opera, come vi avevo detto, la centralità dell'offerta economicamente vantaggiosa e quindi non il criterio del massimo ribasso. Noi lì riuscimmo anche a portare a casa, fu una battaglia dura, anche il limite del 30% al subappalto, se voi ricordate. Ecco, noi lo portammo a casa in quella fase anche contrariamente a quanto le direttive europee ci dicevano, perché non doveva esserci un limite percentuale secondo le direttive europee. Noi in quella fase, per tentare, venendo da dove venivamo, nel tentativo di proteggere un sistema, abbiamo voluto forzare la mano e passò, no? Perché ce la ritroviamo fino, beh sì, adesso è fino a ottobre, ancora abbiamo una percentuale in vigore, però noi riuscimmo ad ottenere questa percentuale del 30% nel tentativo che nell'avvio di questo nuovo processo comunque ci fosse ancora un pezzo di tutela gestibile nel miglior modo possibile. L'altra cosa è l'obbligatorietà dell'applicazione delle clausole sociali negli appalti, dei lavori, servizi e concessioni. Voi sapete quanto questo elemento molto importante. Molti contratti, alcuni contratti sono riusciti anche a trasformarlo, questo principio, in norma contrattuale esigibile. Su questo argomento voi sapete che c'è un proliferare, insomma, di interpretazioni, di contrarietà, di messa in discussione per il fatto che l'obbligo della clausola sociale, ovvero sia che l'appaltante che assume l'appalto deve farsi garante dell'assunzione di tutti i lavoratori e le lavoratrici che facevano prima parte dell'altra società di appalto, voi capite come questo è diventato un tema molto discusso e molto controverso. Nel testo dell'articolo 50 la dizione iniziale era si possono inserire. Noi lì facemmo una battaglia come CGIL, Cisl UIL, perché volevamo
una sorta, una dizione che puntasse all'obbligatorietà, volevamo questa cosa e siamo riusciti a far cambiare quel possono inserire con inseriscono, no? Nei bandi di gara inseriscono, che non ci dà ancora il senso dell'obbligo proprio perfetto, ma ci dà l'idea di una cosa più cogente, no? Ecco. Poi ci arriva l'obbligo di nuovo, come dire, ce lo perdiamo perché non ce l'abbiamo. Nelle semplificazioni sembra essere, come dire, scritto in modo un po' così, sembra essere riassunto, insomma, come principio. L'altro elemento importante per noi era l'obbligo dell'applicazione dei contratti nazionali delle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative. Anche questo, essendo un optional, no, fino al giorno prima, per noi era e rimane una cosa assolutamente imprescindibile, insomma. Anche la determinazione del costo del lavoro sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro per noi è un elemento, come dire, di riferimento importante. L'altro elemento importante fu lo scorporo dei costi della sicurezza dal costo complessivo, perché è chiaro che la sicurezza sul lavoro già nel 2016 era per noi un elemento centrale, e la sicurezza in sé è un bene imprescindibile e quindi deve prescindere, non è un costo, ma essendo non un costo ma un investimento, deve poter star fuori dal sistema più generale dei costi, perché è un elemento come dire, che deve esserci a prescindere, insomma, da qualsiasi altro tipo di valutazione. L'altra cosa importante era l'applicazione del regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento del salario o il mancato versamento dei contributi, come il rafforzamento del DURC per contrastare appunto il fenomeno del lavoro sommerso e quant'altro. Purtroppo noi eravamo lì che avevamo anche già chiesto degli incontri, adesso nella memoria mi sfugge chi in quel momento era al governo e quali erano gli interlocutori, no, a seguire, perché insomma, però come CGIL Cisle Uil noi avevamo preparato anche dei documenti di commento, insomma, al testo unico, e soprattutto avevamo chiesto più di un incontro all'ANAC per tentare di correggere, diciamo, quegli elementi che ancora per noi rimanevano irrisolti nel testo unico, nel riconoscere l'importanza di questa nuova definizione di questo strumento, perché insomma era veramente uno stravolgimento storico rispetto a 2 anni prima, però c'erano ancora degli elementi ovviamente da vedere. Però questo è stato un processo che si è fermato bruscamente, perché nel nostro sistema politico, parlamentare, le cose sono cambiate, perché l'attenzione volutamente si è rivolta ad altro, e quindi su questo argomento insomma per un po' non si è discusso, poi ad un certo punto la crisi del nostro paese, perché è vero che noi veniamo e siamo ancora dentro, anche se per fortuna molto meno, ma insomma dentro una crisi pandemica con tutte le conseguenze che questo ha comportato dal punto di vista sociale, economico. Non sono io che vi devo raccontare questa fase che abbiamo vissuto tutti quanti insieme, però io ricordo che il 2019 non era un anno di economia
no, sconvolgente, da dati di grande sviluppo. Era un anno ancora molto critico in un paese che non aveva ancora pienamente superato addirittura la crisi del 2008 da questo punto di vista. Quindi il contesto dentro il quale ci muovevamo era questo. In un paese in cui noi denunciavamo, ma insomma, l'assenza totale di politiche di sviluppo, di strategie, di strategie industriali, di capacità di progettare e quindi di associare alla progettazione risorse dedicate, e quindi in un sistema italiano che ha fatto delle infrastrutture cioè un sistema invivibile, cioè il nostro è un paese che da vari punti di vista è un paese mettiamola così, con grandi difficoltà, quindi con la necessità di operare in termini di intervento per rendere questo paese strutturato veramente, dalle strade ai porti, alle ferrovie, ai servizi sociali, insomma un mondo da rimettere in piedi, e del resto l'infrastrutturazione del paese è la precondizione minima perché anche qui si riavvii un processo di sviluppo industriale o comunque di sistema impresa che possa, no, lavorare bene chi già lavora, ma che possa anche aiutare chi vuole fare impresa a metterla in piedi. Quindi il contesto era quello, e le strumentalizzazioni in quel momento sono state tante perché si è detto che il testo unico era troppo regolatorio, che il testo unico non stava funzionando, che il testo unico metteva lacci e lacciuoli alla libertà d'impresa e che quindi questo non consentiva ovviamente un avvio positivo da una parte per finire le grandi opere bloccate, ma dall'altra per fare anche quelle che dovevano essere fatte. E poi abbiamo il Ponte Morandi ad un certo punto della nostra vita che rappresenta anche una sorta di discrimine in quel momento, e quindi è gioco facile dire il testo unico non va bene, non va nemmeno corretto, va messo da una parte, dobbiamo scrivere una cosa più agile, più snella, più semplice, pochi articoli, che deregolamentano completamente il sistema, insomma. Quindi tutto quello su cui noi avevamo lavorato e i dati che ci confortavano, perché invece il testo unico non aveva bloccato niente, cioè i processi di gara erano partiti, insomma il sistema si stava avviando in termini positivi, anche dal punto di vista numerico, oltre che dal punto di vista della qualità di quello che si stava facendo, e quindi sull'altare di un paese in crisi, sulle urgenti necessità, si pensa bene di addivenire alla fine a un testo che si è chiamato lo sblocca cantieri, che era perché è scaduto, quindi va bene, una sorta di elemento di deregolamentazione semitotale di tutto quello che il testo unico aveva piano piano gestito. Le gestioni commissariali a cui si è cominciato a fare ricorso, e poi sempre più si fa ricorso anche nel PNRR, insomma, no? Noi siamo, penso, a 101, mi dicevano a questo punto, gestioni commissariali, che purtroppo, pure se abbiamo alla presenza del Consiglio il Presidente Draghi, però se tu non dai gambe alle cose agli obiettivi che ti dai, e gli obiettivi non si realizzano. Quindi leggiamo dai giornali, perché il confronto è complicato, il confronto diretto, ci sono norme no, che è stato come dire, ci siamo ritrovati in una situazione, fermati alcuni principi importanti
in termini occupazionali, di rispetto del contratto che noi avevamo portato a casa nel testo unico, ma certo tanti, e voi sapete, perché poi da una parte questa è veramente la schizofrenia del nostro paese, ripartano le opere, che bisogna togliere tutti i freni, tutte le regole, tutta la burocrazia che lega queste cose, dall'altra trovi un articolo in cui si dice allarme perché nel nostro paese le infiltrazioni mafiose sono aumentate, l'illegalità e la corruzione sono aumentati, il sistema degli appalti è il luogo dove questo avviene più spesso, e allora tu dici scusate, ma fateci capire come si intrecciano i due dati. Cioè si intrecciano se tu effettivamente pensi di utilizzare lo strumento degli appalti pubblici, importantissimo, ripetiamo, dentro un sistema vero di principi di legalità e trasparenza. Se dentro c'è il rispetto delle leggi, c'è il rispetto delle persone, c'è il rispetto del fatto che ti affidano la costruzione di un'opera e tu quell'opera la fai esattamente come deve essere fatta e non come non deve essere fatta. E sembra banale, ma purtroppo anche nei nostri telegiornali, nei dibattiti, quante volte noi vediamo, ascoltiamo questo, e devo dire, io ancora stupisco, nel senso, ma come perché, qual è la volontà? C'è una non volontà di incrociare evidentemente dei dati che la stessa persona che ti dice che bisogna deregolamentare tutto poi denuncia il fenomeno. E quindi purtroppo voi capite che il confronto fatto in questo modo diventa un confronto molto complicato. Io non la voglio fare ancora molto lunga perché l'avevamo detto, però arrivo ad oggi, diciamo. Arrivo ad oggi perché quindi siamo nella pandemia, siamo arrivati all'elaborazione del PNRR, le risorse europee, la gestione del governo Draghi. Voi sapete che il PNRR si è dato, come indicazione non solo le singole missioni con i singoli progetti, i relativi investimenti e quant'altro, ma anche l'obiettivo di puntare ad alcune riforme strutturali. Una di queste riforme strutturali torna ad essere la legge sugli appalti. Un primo passaggio viene fatto con il decreto semplificazioni, che io mi vado a prendere così non mi perdo i vari passaggi. Viene fatto con il decreto semplificazioni. Ora il decreto semplificazioni entra nel merito di alcuni punti solamente, del più generale contesto. Il decreto semplificazioni non è stato discusso con le organizzazioni sindacali. Solamente dopo un incontro con il Presidente Draghi dei 3 segretari generali in una notte di maggio, perché mi ricordo che era una notte di fine maggio, fummo chiamati in collegamento ovviamente alla Presidenza del Consiglio, perché loro il giorno dopo sarebbero usciti appunto con un testo sul decreto semplificazioni che, come sapete, riguarda più temi, dalla costituzione della cabina di regia al tavolo di partenariato, poi entra nel merito dei problemi della transizione digitale, della transizione ambientale, del mercato del lavoro. E dentro questo sistema ci sono alcuni articoli che riguardano ovviamente il sistema degli appalti. Noi lì fummo chiamati perché c'era un tema scottante dentro questo semplificazioni, oltre ad altri punti, ed era quello di togliere qualsiasi percentuale al subappalto. Noi siamo in infrazione per non aver rispettato la direttiva europea e quindi questo noi lo sapevamo e quindi eravamo consapevoli che prima o poi ci saremmo scontrati, tra virgolette, con questo problema.
abbiamo tenuto fino a che è stato possibile farlo, e poi in quella notte si ritenne di convenire su una norma diciamo di approdo leggero, diciamo, all'obiettivo della finale, che è l'azzeramento ovviamente della percentuale dal 1° gennaio del prossimo anno. E lì in quella notte noi convenimmo su un testo che portava dal 30 al 50% fino alla fine di ottobre, per poi, diciamo, finire con il 1° gennaio. Però diciamo, il testo si compone anche di un'altra parte in cui che per noi è molto importante e che quindi vincola, diciamo, il subappaltatore ad applicare lo stesso contratto di nazionale di lavoro dell'appaltante, e quindi qualora le attività in oggetto di subappalto, perché poi le norme bisogna leggerle tutte, coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti. Quindi noi abbiamo, come dire, una tutela, abbiamo voluto inserire per i lavoratori in subappalto, abbiamo cercato di inserire una maggiore tutela nel rispetto dei contratti nel momento in cui ne spariva un'altra di altro tipo, ma comunque un'altra. L'altra cosa importante questa offerta economicamente vantaggiosa era stata più o meno disapplicata, e noi in questa riunione chiedemmo l'eliminazione del riferimento al minor prezzo. Per noi era quest'altro un elemento fondamentale. Quella sera il minor prezzo è sparito dal tavolo. Il testo, se voi avete visto il decreto semplificazione nell'articolo 48, parla solo di prezzo, no? della gara, insomma, il prezzo non è qualificato, non è offerta economicamente vantaggiosa, non è nemmeno minor prezzo. Parla solo di prezzo e quindi in teoria per loro questo voleva dire un appalto affidato sulla base dell'offerta economicamente vantaggiosa. Quando noi abbiamo letto il testo finale siamo rimasti perplessi, ve lo dico, perché da quella sera al testo finale a noi il fatto che rimanesse la parola prezzo punto ci ha fatto venire il dubbio che non fosse esattamente quello che noi la notte avevamo concordato. Poi, poiché loro stessi hanno dichiarato che c'era stata questa cosa, c'è stato un momento, secondo me, poi ci siamo rivisti tutti e tre e abbiamo detto ma speriamo che questo sia. E quindi questi erano i due elementi principali, e questo è quello che poi nel decreto semplificazione è arrivato. Come è arrivato nell'articolo 47, un articolo che dovrebbe incentivare, come si dice, le pari opportunità, quindi la parità di genere per i giovani, per le persone disabili, insomma dovrebbe incentivare l'assunzione di questi, diciamo, soggetti più fragili del mercato, ancora più fragili, dopo tanti anni ancora fragili, del mercato del lavoro. Va bene, nel senso che va bene che ci sia, perché non è una cosa che non va bene il fatto che ci sia. Quello che noi diciamo che è è una cosa che non è vincolante, tra virgolette, no? E quindi è un auspicio, è un dire alle aziende ma vedremo, ci potrebbe anche essere una sorta di premiale per quelle aziende che effettivamente tengono presente nell'economia del totale degli occupati un equilibrio di genere, pure di giovani e meno giovani, insomma va benissimo fino al comma 7.
va benissimo fino al comma 7, perché nel comma 7 poi c'è scritto che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, che è quello che vi raccontavo adesso, o stabilire una quota inferiore dando un'adeguata e specifica motivazione qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di efficienza, di universalità e quant'altro. Ora, ci può stare, no? Nell'economia generale di tutto quello che facciamo, facendo trattative continuamente, siamo gente flessibile, nel senso che si rende conto, no? Della situazione, di quella data specifica realtà. Però, insomma, capisco che bisogna assumere tutti gli elementi che possono star dentro la gestione di una situazione, però insomma noi su questo abbiamo rilevato che ci viene il dubbio che questo possa essere poi il passaggio dentro il quale tutto quello che c'è scritto prima viene vanificato. E quindi questa è stata un'altra delle nostre osservazioni a questo testo. Sulla disciplina del subappalto, dentro noi abbiamo anche trovato la conferma di nuovo che era stata probabilmente tolta nello sblocca cantieri non mi viene, insomma, che sono responsabile in solido e questo è l'altro elemento importante. E poi c'è un passaggio in cui si dice che bisogna rafforzare il controllo delle attività di cantiere più in generale nei luoghi di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, di salute e quant'altro. Va bene, però è un auspicio e a noi come auspicio questa cosa non va bene. Ritorniamo sul problema della sicurezza, soprattutto nei cantieri, ma non solo, e quindi questo testo a noi sembra evidentemente poco efficace. Come comincia tutta una serie di modifiche nell'articolo 51 che riguarda la cosiddetta semplificazione, no, in materia di esecuzione e anche di affidamenti più o meno diretti o negoziati, e quindi tralasciando il passaggio alla gara. L'altro elemento che si ritorna sulla diminuzione delle stazioni appaltanti, che di per sé è positivo. Io ricordo che non c'è stata nessuna diminuzione delle stazioni appaltanti, nemmeno dal testo unico del 2016, non ha prodotto poi nessuna riduzione delle stazioni appaltanti, anzi è stato ribadito nelle discussioni che si sono fatte che è necessario che ogni piccolo soggetto, ogni piccolo comune, tutti possano essere stazioni appaltanti in una fase in cui è necessario mettersi tutti, rimboccarsi tutte le maniche per procedere ad un'azione per promuovere, no, azioni di sviluppo. Si parla di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale delle stazioni appaltanti, però diciamo che tutto questo è un auspicio che ad oggi non si è realizzato, e invece noi riteniamo che la riduzione delle stazioni appaltanti e la loro riqualificazione e la loro qualificazione sia uno degli anelli fondamentali per far sì che, che questo sistema possa avere buone gambe su cui effettivamente reggersi. Arriviamo al 30 giugno, io poi ho finito. Arriviamo al 30 giugno, voi sapete che già col semplificazioni si era detto che ci sarebbe stata entro il 31 di dicembre una nuova legge di regolamentazione del sistema degli appalti. È stata fatta attraverso un disegno di legge una delega per procedere verso questo obiettivo. Noi abbiamo più volte chiesto udienza al ministro Giovannini,
il ministro Giovannini ha uno strano modo di immaginare il confronto con le parti, nel senso che lui per i primi tempi ci ha convocato, ma ha convocato tutto il mondo, quindi immaginate voi 200 persone se non di più collegate, e dava a ciascuno, ovviamente perché diventi matto, se no, a ciascuno di noi 3 minuti per parlare. Ha costituito anche dei gruppi di lavoro che sono nati e morti, dove avevamo 2 minuti per intervenire, e voi capite che non è questa la strada per poter. Ora noi saremo anche un po' logorroici e abbiamo un po' tutti, io per prima, la mania no, di stare sempre lì a dover spiegare, l'esigenza di continuare a spiegare un po' la deformazione, no, a volte che abbiamo noi, però insomma, e capisco quindi che c'è un'esigenza di essere un po' più incisivi nelle cose, però tu fai degli incontri su temi così importanti sul PNRR, poi sulle singole missioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture, e tu non puoi con 3 minuti, per quanto possano intervenire 200 soggetti, è chiaro che non riesci manco a fare la sintesi di pareri, ovviamente anche diversi, perché siamo soggetti che rappresentiamo anche interessi diversi. Quindi noi abbiamo chiesto attraverso i nostri 3 segretari generali a Giovannini di essere ascoltati da soli, CGIL, CISL e UIL. Il Ministro ha assicurato in privato ai segretari generali, in senso nel corso di un incontro, e in pubblico proprio durante una di queste call, che ho detto insomma non è carino, però ha detto: io sentirò CGIL, CISL e UIL in un prossimo confronto presso il Ministero. Ad oggi noi abbiamo riscritto ovviamente al Ministro per essere ascoltati, perché vorremmo non arrivare a vedere un testo di legge sugli appalti pubblici definito, sul quale hai ovviamente a quel punto dei margini di eventuale richiesta di modifica, di confronto molto, molto bassa, come voi potete immaginare. Vorremmo prevenire e quindi essere ascoltati, poter apprezzare o non apprezzare il testo su cui stanno lavorando, e quindi poter esprimere il nostro parere. Però, poiché ognuno di questi soggetti è autonomo, il nostro parere potrebbe essere seguito o non seguito, ma almeno essere, ascoltato, questo sì. Ad oggi noi non siamo riusciti a farlo. Noi ci vediamo unitariamente non la prossima settimana, la settimana successiva, proprio per cercare di fare, quindi CGIL, CISL e UIL, con il collega Cuccello e il collega Massafra, che seguono con me questo tema a livello nazionale. Ci siamo sentiti proprio in questi giorni per dire: dobbiamo assolutamente riprendere con forza questo elemento del confronto col Ministro. Noi abbiamo investito i nostri segretari generali del problema, perché può darsi che se passa da un'altra parte arriva meglio di come 3 semplici segretari federali fanno passare, ma insomma non è questo ovviamente il tema. Il tema è che si procede, come vedete, ovviamente con un confronto che funziona meglio ovviamente al Ministero del Lavoro col Ministro Orlando, non c'è dubbio, funziona in qualche modo anche col Ministro Cingolani, al di là delle critiche che poveraccio si becca, ma lui, devo dire, con noi è di una disponibilità assoluta, cioè lui ti risponde al telefono, quindi non lo fa nemmeno nessuno per dire. Ci sono poi dentro questo governo dipende anche dalla tua formazione, da tante cose, ministri con i quali riusciamo ad avere un confronto, con il ministro Giovannini non ci riusciamo, nonostante tutti noi sediamo ad ASVIS, e quindi nell'associazione che lui ha fondato tanto tempo fa sull'ambiente, e però siamo messi qui. Sul disegno di legge che dà delega per fare appunto questa nuova regolamentazione, noi abbiamo due elementi importanti, forse 3.
Il primo che ci sembra, perché qui il testo è tutto un tutto un criteri, si individueranno criteri, si semplifica, si semplifica, e quindi si semplifica, per carità, nessuno di noi è contrario alla semplificazione anche della nostra vita, però bisogna capire dove, no? Perché anche Salvini voleva semplificare, però ce l'ha semplificata un po' troppo, no? Ecco, e quindi lì così non andava bene, per dire. Allora bisogna capire che cosa tutto questo vuol dire, però diciamo 3 elementi ci balzano agli occhi. Il primo è che sembra esserci un sostanziale affidamento diretto degli appalti senza ricorso ai bandi di gara da parte della stazione appaltante fino ai limiti del sottosoglia fissato dalle direttive comunitarie. Voi capite che stiamo parlando di una cifra molto alta, qui stiamo parlando di 150.000 euro, 139.000 per alcuni settori, piuttosto che stiamo parlando di una cifra molto alta. Ora, può darsi che noi abbiamo letto male questo testo, non abbiamo letto male, l'abbiamo letto con attenzione, in effetti. L'altra purtroppo è che qui viene proprio citato, si riparla delle gare al massimo ribasso. Quindi quel nostro dubbio, dopo quella notte dove avevamo concordato una cosa diversa, che quel prezzo punto, quindi non offerta economicamente vantaggiosa, ma solo prezzo punto, nascondesse una volontà diversa del sistema, è ritornata dentro questo testo, questo è il Senato, l'ultimo testo che noi abbiamo, e si riparla di nuovo di ricorso al massimo ribasso. Io non vi rispiego perché avrei fatto un lavoro ottimo, voi sapete quindi meglio di me che vuol dire, tornare in termini complessivi su un nuovo testo di legge che semplifica, che fa della gara uno strumento, un optional, tornare alle gare al massimo ribasso, e insomma diciamo che è per noi un elemento inaccettabile in termini assoluti. L'altra cosa è che sì, loro scrivono che si fa obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, eccetera, specifiche clausole sociali, quindi si fa obbligo di inserire sulla base di criteri orientati. Allora, perché noi ci hanno insegnato che i testi vanno letti, vanno interpretati, vanno capiti, poi ognuno li interpreta pure a modo suo a volte, però tu mi dai un obbligo di questo tipo e mi dici che va però fatto attraverso criteri, e poi mi dà alcuni criteri, no? I criteri possono portare al non obbligo, e allora anche qui c'è un altro bel punto interrogativo, e quindi un'altra spada di Damocle che su questo breve testo, solamente su questo breve testo, noi abbiamo rinvenuto, oltre a altre piccole cose di cui adesso non è il caso che vi parli. Allora, questo per dirvi che purtroppo siamo in una situazione di stallo nel confronto con il governo, in particolare ovviamente con il Ministero, che siamo preoccupati perché corriamo il rischio di veder reinseriti in un nuovo testo elementi che eravamo riusciti a far uscire nel 2016 e avevamo anche tenuto botta successivamente, addirittura lo sblocca cantieri, insomma alcuni elementi li manteneva ancora, quindi insomma tutto dire, e quindi non vorremmo che questo mantra della semplificazione del Paese che ha bisogno di strumenti agili ed efficaci per raggiungere lo sviluppo indicato ci porti non ad una diminuzione dei morti sul lavoro come speriamo questo provvedimento del governo potrà produrre, ma in realtà ci porti ad una di nuovo deregolamentazione totale, e chi ne paga poi sempre le conseguenze maggiori sono le lavoratrici e i lavoratori. E oltre ovviamente a fare segno della croce e sperare che le opere che vengono realizzate siano opere
sostenibili, nel senso che possano reggere al tempo e quindi non produrre disastri come quelli che purtroppo noi vediamo ogni giorno. Quindi noi riprenderemo, cercheremo di riattivare questo tavolo il prima possibile e ovviamente come sempre vi terremo informati di tutto quello che si produrrà insomma nei prossimi giorni. Io vi ringrazio. Grazie Tiziana, sei stata molto esaustiva di tutto l'iter che appunto, come hai ben spiegato, adesso di fronte ad un'incognita che vede però l'impegno di CGIL, CISL e UIL dover portare avanti appunto quegli elementi che sono fondamentali per garantire poi quello che noi sosteniamo, il rispetto dei contratti e il rispetto delle regole nel mercato del lavoro, perché poi negli appalti sappiamo quanto la parola dumping sia utilizzata proprio per tentare appunto di fare la stessa cosa a meno soldi, e lo scapito va ovviamente al costo del lavoro e al costo del materiale o dei servizi, e comunque ricade a carico del sistema, perché poi ovviamente qualcuno deve pagare o ripagare, come si è detto appunto, quando al massimo ribasso poi i lavori straordinari non previsti, cosiddette varianti, sono quelle che fanno esplodere i prezzi da una parte, ma sono quelle anche dove appunto le imprese si fiondano per far affari, quelle poco serie. E quindi rispetto poi a tutto questo iter noi abbiamo iniziato appunto con anche qua tutto un tempo non facile, tutto un percorso pieno di insidie che ha portato poi appunto però a fine anno scorso, anche a seguito di una serie come sempre di situazioni che si sono verificate in Veneto, la necessità anche per la Regione di avere un documento che chiarisse e rafforzasse alcuni elementi di regolamentazione, e di fatto appunto è stato costituito un protocollo importante di cui adesso do la parola a Silvana, che l'ha seguito tutto nel tempo appunto a spiegarvelo, ma anche in questo caso appunto arrivando sino a oggi con tutte le difficoltà che anche questo protocollo trova nel vedere appunto una sua applicazione, oltre al fatto di essere adesso sospeso in attesa appunto di quello che succede a livello nazionale. Silvana, a te la parola, grazie. Grazie, io resto qui, ho preparato anche delle slide così da magari essere più facilmente insomma seguibile anche per chi non è qua in presenza. L'ha espresso benissimo Tiziana ma anche Cinzia l'importanza del tema che stiamo trattando degli appalti e di quanto nella gestione di questi degli appalti si gioca molta della nostra attività di tutela dei diritti delle persone che vogliamo rappresentare. Vi do solo dei piccoli numeri che riguardano, piccoli si fa per dire, che riguardano gli appalti nella Regione Veneto, per capire di cosa stiamo parlando, e che sono dati che si trovano sulla relazione dell'Osservatorio regionale sugli appalti. Nel triennio tra il 2019 e il 2021 la Regione aveva programmato oltre quasi 5.000 interventi di opere pubbliche per un valore pari a quasi 5 miliardi di euro. Di questi più della metà erano relativi al 2019 per un valore di 2 miliardi e mezzo e riguardavano prevalentemente l'edilizia scolastica, sanitaria e abitativa, le infrastrutture e ahimè solo il 10% a difesa del suolo. Poi quello che succede sul territorio lo vediamo. Ma il dato ancora più interessante è quello che si ricava dall'analisi dei cosiddetti codici identificativi di gara. Sono il codice che identifica ogni bando di gara. Nel 2019 sono stati oltre 16.000 in Veneto, 4.600 delle aziende sanitarie delle RSA.
Solo 161 hanno riguardato la soglia oltre i 5 milioni di euro, ma rappresentano il 40% se andiamo a vedere, analizzare dal punto di vista degli importi. Riguardo ai servizi, nel 2019 di quei 16.000 codici identificativi di gara, quindi di quelle 16.000 gare, nel 2019 ne sono state aggiudicate 3.300 per un valore di 3 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto agli anni precedenti, sia perché stavamo uscendo da una crisi, ma anche perché, come diceva Tiziana, finalmente il codice degli appalti, quella legge 56 del 2016, stava dando i suoi frutti e quindi negando quel blocco degli appalti che è stato il mantra, come dire, e che è ancora oggi il mantra di chi vuole la deregolamentazione e la semplificazione. Chi sono i soggetti che fanno queste gare? Principalmente i comuni, le società partecipate e le aziende che ruotano intorno al sistema sanitario. I dati sono sicuramente parziali, l'osservatorio, la relazione dell'osservatorio sono 300-400 pagine, quindi capite che è un dato estremamente parziale, ma credo che inquadri il fatto che seppure il protocollo si occupa solo, tra virgolette, degli appalti pubblici della Regione Veneto, non stiamo trattando un fenomeno marginale. La faccio un po' di storia, come diceva Cinzia, di questo protocollo, perché ho visto che c'è una data sbagliata, è 16 dicembre, non 17, perché è un protocollo che ha avuto una gestazione lunghissima. Non l'ho neanche, io non c'ero dall'inizio, in realtà chi c'era dall'inizio è il collega Brunero Zacchè della UIL, che è qui oggi e che l'ha seguito proprio fin dalle prime fasi, perché un testo condiviso in sede tecnica l'avevamo raggiunto già nel 2017, ma in quel momento i ruoli politici della Regione sono gli stessi di oggi, però l'avevano affossato, messo nel dimenticatoio e ieri come oggi i nodi erano la clausola sociale e la possibilità di fare della contrattazione di anticipo. Dopo un anno di stasi l'abbiamo ripreso quel protocollo, purtroppo ci hanno aiutato dei fatti estremamente critici, vi ricorderete che nel 2019, dall'inizio del 2019, moltissimi gravi fatti di cronaca legata al radicamento della criminalità organizzata nel nostro territorio sono venuti alla luce, sono state portate a termine le indagini della magistratura e delle forze dell'ordine. In conseguenza di questi fatti abbiamo siglato un importante protocollo sulla legalità e naturalmente per noi l'elemento imprescindibile di quel protocollo è stato che il tavolo sugli appalti doveva essere portato a conclusione e malgrado il lockdown quel tavolo l'abbiamo portato a conclusione con le tempistiche che vedete, il recepimento del testo nella DGR a settembre, la firma, perché naturalmente il lockdown ha un po' rallentato i nostri tempi, e poi la divulgazione da parte della Regione nelle sue strutture all'inizio dell'anno. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli, come dire, che ci portiamo dietro dal codice degli appalti e che abbiamo, come dire, fin dall'inizio posto unitariamente, che abbiamo enunciato già dall'articolo 1 e che attraversano però tutto questo protocollo. Li vedete, sono migliorare la qualità del servizio, la garanzia dell'occupazione, della tutela dei diritti delle persone che noi vogliamo rappresentare e naturalmente il richiamo costante che c'è nel protocollo al rispetto e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali siglati da noi, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative per contrastare l'illegalità, il dumping e la concorrenza sleale.
Anche l'ambito di applicazione abbiamo voluto che fosse il più ampio possibile, per questo al tavolo il protocollo l'abbiamo fatto sottoscrivere anche alle associazioni, all'ANCI, all'Associazione dei Comuni, all'UPI, l'Associazione delle Province, ma anche dei piccoli comuni, anche consci di quel fatto che comuni, province sono sedi, sono stazioni appaltanti. E quindi tenere insieme, come dire, tutto ciò che sta sotto l'appalto pubblico, con la salvaguardia però esplicita degli accordi settoriali esistenti o degli accordi territoriali esistenti, perché ce n'erano già, e anche con uno sguardo al futuro che accordi anche migliorativi possano essere fatti. Qual è stato l'altro filo rosso che abbiamo tenuto in tutto il protocollo? Quello del confronto sindacale, con la consapevolezza delle criticità che ci sono e che abbiamo già incontrato nell'applicazione di altri protocolli in questa materia, e quindi abbiamo fortemente voluto definire percorsi e possibilità di attivare il confronto sindacale in tutte le fasi di vita di un appalto, sin dalla sua programmazione. Ma voglio essere veramente chiara tra noi oggi, perché gli abbiamo dato un taglio seminariale, perché crediamo sia importante che nelle nostre organizzazioni a tutti i livelli ci si dia una strategia. Nessuno ci regala nulla. Se quindi noi pensiamo o ci aspettiamo che basti aver sottoscritto questo protocollo, questo accordo quadro, perché la Regione, gli enti locali o chi altro ci convochi di sua spontanea volontà per attivare il confronto sindacale, ecco, questo accordo, questo protocollo, lo dico io, è lettera morta. Dobbiamo essere noi ad agirlo, dobbiamo essere noi con tenacia, con metodicità a chiedere che vengano cambiate le relazioni sindacali sul tema degli appalti nella Regione Veneto e con gli enti locali, e chiedere noi che venga applicato. Se noi non svolgeremo in tutti i livelli delle nostre organizzazioni questo ruolo della contrattazione, allora lasceremo spazio a vuote operazioni di immagine da parte della parte pubblica, in primis della Regione Veneto, che si fa vanto di un protocollo, come ci ha detto anche la collega della UIL, che è avanzatissimo a livello nazionale e che sta suscitato stupore a tutti i livelli delle nostre organizzazioni, se tenete conto che è stato sottoscritto in una regione a trazione Lega da ormai tempo immemore. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire ciò che noi abbiamo portato dentro questo protocollo, a partire dalla condivisione politica già nei primi articoli con la parte pubblica, che l'offerta economicamente più vantaggiosa è il miglior criterio per tutelare sia il fattore sociale, quello che noi rappresentiamo, ma anche i servizi offerti, perché noi siamo segretari organizzazioni sindacali confederali e il servizio ai cittadini è un altro elemento che noi vogliamo tutelare sempre. E quindi cosa fare? Che la pubblicazione alla quale sono tenuti gli enti dei programmi triennali, biennali e le variazioni annuali devono essere portate a nostra conoscenza. Certo, sono pubblicati su siti pubblici, noi potremmo già oggi e sempre accedere a questi registri, ma ci deve essere data comunicazione, così da aiutare anche il nostro lavoro di non andare a riguardare sempre le stesse cose. E già in questa fase abbiamo previsto che noi si possa chiedere, noi intendo non il livello federale, ma anche le categorie regionali e territoriali, i confronti sui temi che sono a noi più cari, ma anche chiedere gli incontri nella fase di predisposizione dei bandi di gara, prima che le regole vengano scritte nei bandi di gara.
perché, e lo sappiamo e lo sapete meglio di me quanto è fondamentale questa norma, così come nella fase di gestione vi può essere la consultazione sindacale con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Anche nei temi, quando poi abbiamo affrontato i temi generali, abbiamo continuato ad inserire elementi che tenessero fede agli obiettivi che ci siamo dati nella sottoscrizione del protocollo, e quindi ancora una volta si richiama l'applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, non lo ripeto più, da noi, le organizzazioni maggiormente rappresentative, ma anche gli accordi territoriali. Abbiamo chiesto che nei cambi di appalto ed è scritto chiaramente i concorrenti inseriscano i dati tecnici e di personale relativi ai contratti in essere, che ci sia una durata congrua degli appalti in relazione alla natura del servizio. Pensiamo agli appalti in sanità, non è che ci sono attività molto delicate, non è che ogni 2 anni dobbiamo mettere a rischio dei servizi perché c'è un cambio di appalto, servono durate congrue. E nel subappalto abbiamo quasi anticipato quello che stava succedendo, insomma, anche a livello nazionale. Non abbiamo inserito, lo volevamo, lo dico sinceramente, inserire una percentuale che limitasse il subappalto, ma non volevamo che lo strumento fosse vanificato dal contenzioso legale che è sempre dietro l'angolo su questi appalti, perché il contenzioso legale crea disagi alle persone che noi rappresentiamo, che restano appese nelle fasi di definizione dei cambi di appalto, ma anche ai cittadini in servizi che diventano meno positivi. Per questo abbiamo condiviso anche politicamente con la Regione e con le altre associazioni che va limitato il subappalto, e dove previsto deve essere indicato chiaramente nel bando di gara quali parti sono subappaltabili e le motivazioni per i quali si attiva o non si attiva il subappalto, e su tutto questo noi abbiamo la possibilità, perché è scritto, di attivare il confronto sindacale con le stazioni appaltanti. Ma ripeto, siamo noi a doverlo attivare, nessuno lo attiverà automaticamente. E proprio perché sappiamo che la materia è delicata e c'è un continuo bisogno, come dire, a tutti i livelli di vigilare su questi temi, abbiamo previsto la costituzione di un tavolo di monitoraggio a livello regionale con tutte le parti firmatarie. È un tavolo che si è già riunito 2 volte. E una strada in discesa? No, stiamo scalando l'Everest, perché il tavolo, come dire, cercano i soggetti, gli altri soggetti, non certo noi della parte sindacale, cercano di svicolare alle loro responsabilità che hanno sottoscritto nel protocollo. Abbiamo già segnalato molte criticità che abbiamo rilevato in questi mesi e che credo che qualche intervento, insomma, evidenzierà. La strada è in salita, ma noi dobbiamo continuare a segnalare, a fare rete tra di noi, a portare in evidenza queste criticità, che noi continueremo a tutti i livelli che abbiamo previsto a come dire, portare avanti, perché il confronto sindacale conquisti nuovi spazi e nuovi terreni, come dicevo all'inizio. Sul subappalto, come vi dicevo, è stato uno degli ultimi nodi che abbiamo dipanato con la Regione. Le difficoltà sono state molte, scusate, non il subappalto, la clausola sociale insieme al subappalto. È stato l'ultimo nodo che abbiamo sciolto prima della firma. Non vi nego le difficoltà che ancora oggi abbiamo, e questo perché dobbiamo attivare quei confronti prima della predisposizione dei bandi di gara, a far entrare questa clausola sociale dentro i bandi di gara. È una clausola sociale che secondo noi ha degli elementi molto importanti, non si discosta moltissimo, perché non è possibile, anche per
appunto evitare quel contenzioso e per motivi legislativi da quanto previsto dalle linee guida ANAC, ma l'elemento secondo noi qualificante è stato l'aver inserito l'obbligo nei documenti di gara che i concorrenti inseriscano, dicevo, il progetto di riassorbimento del personale, progetto che deve esserci nella partecipazione al bando di gara e che può essere, anzi deve essere oggetto di verifica congiunta tra la stazione appaltante, l'appaltatore e i sindacati, e anche questo è una verifica che dobbiamo attivare noi, non l'attiverà nessun altro se non saremo noi e naturalmente abbiamo inserito la salvaguardia dell'applicazione dei contratti collettivi, facendo un esplicito riferimento non solo agli elementi economici e giuridici ma anche agli aspetti normativi che sapete hanno anche un valore economico molto elevato. È previsto che queste clausole riguardino anche un altro tema molto caldo di questo periodo, che sono gli appalti di servizi pubblici predisposti dai soggetti concessionari. Come vi dicevo, l'offerta economicamente più vantaggiosa è stato il criterio condiviso, perché più coerente con gli aspetti qualitativi, organizzativi e ambientali a cui devono rispondere gli appalti, con la raccomandazione anche che venga valutato come criterio prioritario anche negli appalti sotto soglia. Lo avete sentito anche dalla Tiziana, il tema della congruità del prezzo, del riferimento alle tabelle ministeriali, ai contratti collettivi è un elemento fondamentale ai fini della garanzia delle tutele dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo abbiamo anche noi richiamato quelle verifiche, quelle tabelle, i contratti nazionali la verifica che deve essere fatta, che questo è un altro elemento molto importante, da parte della stazione appaltante prima della giudicazione, la verifica che siano rispettati i minimi salariali, verifica che temiamo che non sempre venga fatta. E sempre perché pensiamo che le stazioni appaltanti, ancor più negli appalti pubblici, debbano vigilare sulla correttezza degli appaltatori ed essere responsabili di questa correttezza, abbiamo previsto che la Regione, la stazione appaltanti, perché non è solo la Regione, mi è venuto per brevità, verifichino, oltre agli obblighi economici, contributivi, assicurativi, anche il rispetto della clausola sociale dell'appaltatore e del subappaltatore, perché me lo insegnate voi, molto spesso in fase di aggiudicazione viene rispettata la clausola sociale e dopo un mese ci troviamo a gestire i ridimensionamenti del personale affidatari di quell'appalto. Abbiamo richiamato con attenzione le cose che diceva anche Tiziana, le specificità del settore edile. Siamo ancora in attesa, malgrado una DGR del 2018, che la Regione attivi una procedura telematica per l'avvio delle verifiche in cantiere. Continua a riproporlo, ma di questa procedura, salvo che non sia uscita in queste settimane, ma vedo i compagni del settore edilizio che mi fanno cenno di no, ancora non vi è traccia. Così come è prevista la possibilità di inserire penali per le inadempienze legate alla mancata applicazione dei contratti nazionali integrativi, e questa è una cosa che dobbiamo andare a chiedere noi negli incontri di predisposizione dei bandi di gara. Ma sempre tenendo a mente che servono momenti di verifica e confronto con il sindacato, abbiamo anche qui richiamato il tavolo di monitoraggio previsto dall'articolo 4 e il tema che le criticità che emergono in relazione all'applicazione del protocollo debbono essere affrontate su quel tavolo. Abbiamo sempre a rafforzare le norme di legge richiamato la possibilità di inserire penali
relative alle verifiche di regolarità contributiva e naturalmente del DURC, perché è uno strumento importantissimo, così come per noi è stato importante, sempre tenendo a mente i fini che noi avevamo nella sottoscrizione del protocollo, prevedere un articolo specifico sul costo del lavoro per richiamare ancora una volta l'applicazione dei contratti nazionali, territoriali, settoriali, perché si applicassero i contratti del settore e delle zone dove si svolge l'appalto, ma sempre con un occhio al nostro lavoro di contrattazione in altri settori, e ad esempio nell'edilizia il contratto dell'edilizia prevede delle specificità di miglior favore che abbiamo voluto salvaguardare, e garantendo però l'applicazione di questi contratti anche dopo la loro scadenza e fino al rinnovo o alla sostituzione. La legalità è un tema centrale negli appalti, l'ha spiegato benissimo Tiziana, non mi dilungo. Per questo non solo c'è il richiamo alle norme di legge, al codice antimafia e a protocolli che la Regione ha siglato con le forze dell'ordine, ma anche con noi, con le prefetture, ma abbiamo voluto inserire anche quell'articolo nel quale la Regione, gli enti, le stazioni appaltanti si devono impegnare a percorsi di qualificazione e formazione su tutto il territorio regionale delle stazioni appaltanti e del personale dedicato, sia a loro tutela sia per far crescere la legalità, il rispetto delle regole, ma anche favorire l'applicazione di questo protocollo in tutto il territorio. Nell'ultimo articolo, così come abbiamo aperto, abbiamo voluto richiamare la necessità ancora una volta della garanzia del confronto sindacale su questi temi e del confronto per la corretta applicazione e funzionalità del protocollo, così come la salvaguardia di accordi specifici, ma anche lo stimolo a che protocolli di questa natura vengano, come dire, proposti, sottoscritti e ci si lavori nei settori, anche nei settori privati, perché gli appalti sono una criticità anche nel mondo privato, e perché, come dire, vengano sottoscritti. Io vi ringrazio, spero di essere riuscita, come dire, a sintetizzarlo senza allungarmi troppo. Potete fare domande su questo tema, noi siamo qui per questo. Grazie. Grazie anche a te Silvana, e appunto adesso io darei la parola a chi vuole fare le domande, per cui se ti accomodi ti ringrazio. Magari se vi presentate con nome e cognome, perché con alcuni non ci conosciamo. Io sono Marcello Salbitani, sono il segretario della FILT CGIL di Venezia e ho la delega appunto sul trasporto merci e logistica, spedizione, cooperazione e varie. Allora, la mia domanda, intanto un plauso insomma al lavoro che è stato svolto a livello interconfederale per quello che riguarda insomma questa materia, che è molto, molto dura da fronteggiare e soprattutto insomma i soggetti che si incrociano non sono sempre molto, molto disponibili. Ma la mia domanda era questa, cioè per quello che riguarda appunto nello specifico l'articolo 6, cioè è stata fatta questa, diciamo questo accordo, insomma, ecco, per cui comunque abbiamo avuto una clausola sociale che per esempio nel contratto nazionale che io seguo, quindi trasporto merci, logistica e spedizione, è prevista nell'articolo 42, che prevede non solo la
clausola sociale, ma anche il passaggio diretto senza soluzione di continuità. Cosa vuol dire queste tre paroline? Vuol dire il fatto che di fatto è come se fosse un 2112, adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, nello specifico, quindi è come se fosse una cessione di ramo d'azienda, insomma. Siamo riusciti a fare questo dopo lunghe nottate, però qui in Veneto, insomma, sta cercando di ottenere, insomma, dove abbiamo la forza di poterlo fare, e l'abbiamo fatto, insomma, nel 90% dei casi ormai, insomma. Quindi per rafforzare, questo ovviamente è un invito, insomma, un chiarimento, insomma, da una ulteriore contrattazione, per rafforzare questo si potrebbe anche negli appalti cosiddetti pubblici, perché la prima domanda era appunto riguardava questo, cioè negli appalti pubblici si riesce a ridurre ulteriormente la catena, perché il problema è proprio questo, perché dopo spesse volte noi seguiamo un appalto dell'USL 3 della Regione Veneto che si occupa appunto della movimentazione merci all'interno dell'ospedale all'Angelo, ma anche a Venezia, centro storico, e spesse volte appunto ci sono parecchi passaggi a cascatella, insomma, ecco. E nei vari passaggi a cascatella, se non ci fosse stato appunto l'intervento del sindacato, ovviamente avremmo avuto delle varie perdite di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e non solo il posto di lavoro, ma addirittura anche, insomma, discorsi sostanziali, insomma, come il contratto nazionale di lavoro, che adesso c'è Bonomi, insomma, che tanto decanta la rigorosità dei contratti per quello che riguarda i contratti spuri o firmati dai famosi sindacati gialli, e adesso si cerca di ritornare alla legalità, insomma, perché questo è il tema anche, insomma, legalità legata al contratto, legata a una gestione chiara dell'appalto. E poi dopo con i compagni di Nidil facciamo di quelle notti assurde per cercare poi dopo di trovare a ricondurre un pochino le persone ad una vita normale. Questa era la prima domanda. La seconda domanda è, visto che comunque abbiamo delle interlocuzioni in regione, so che le avete fatte, le state facendo, eccetera, si riesce a fare un discorso non solo che riguarda la logistica, che proprio in questi giorni, anche oggi, sta avendo dei grossi problemi, appunto perché non c'è una vera e propria regia, e questa regia rischia di creare dei problemi, come per esempio ieri c'è stato un tavolo Amazon a cui addirittura Amazon neanche si è presentato, insomma, quindi insomma, questo è stato abbastanza eclatante e credo che dica tutto. Questi sono padroni veri, padroni che non decidono di dialogare assolutamente con le parti sociali, un po' come sta facendo ultimamente il governo con l'ultimo decreto. Però insomma questo è un altro discorso. Quindi dico, per riacquistare anche noi appunto una interlocuzione confederale con la regione, che peraltro insomma ci sta dando una mano, insomma, anche se politicamente perlomeno c'è distante, perlomeno dal sottoscritto, sicuramente molto lontana, può dare, insomma, degli aiuti se si riesce ad aprire un tavolo sul discorso degli appalti anche del settore privato, perché gran parte degli appalti dei grossi committenti è vero che non sono pubblici, ma interessano grosse finanze, vedi Amazon, cioè non è possibile che in una regione Veneto florida come la nostra, anche economicamente, pur con tutti i contrasti, le priorità che abbiamo, le differenze, eccetera, e anche a volte le sincrasie che ci sono, ma non sempre, ci sono tante difficoltà. Se si riuscisse in qualche maniera ad inglobare anche dei grossi committenti, che poi possono essere sia del settore alimentare, sia del settore manifatturiero, sia appunto della New Economy, vedi Amazon, potremmo, credo, dare una risposta alle lavoratrici e ai lavoratori non solo del Veneto, ma penso di tutta Italia, perché se riusciamo a creare un protocollo che, come ha fatto per esempio, ho visto qualcosa nella vicina Emilia Romagna,
parliamo del settore privato, ha dato adito insomma a qualche risultato positivo. Adesso per esempio a livello italiano stiamo internalizzando in alcune province del Veneto addirittura i lavoratori di TNT FedEx, e si parla di quasi 1 migliaio a livello nazionale di internalizzazione, insomma, quindi si toglie la catena e quindi l'appalto e il subappalto, che poi spesso nasconde marciume e altre cose che effettivamente fanno presagire quella zona di grigio che sicuramente non fa bene all'economia, ma fa molto bene all'evasione e nasconde lavatrici, vere e proprie lavatrici industriali, insomma, ecco. Per cui insomma, spero di essere stato chiaro su queste mie domande e aver posto magari qualche elemento di discussione che sicuramente potrebbe essere valutato positivamente. Grazie. La parola a qualcun altro? Allora, alterniamo, per cui facciamo... Vieni pure, sì. E poi vieni tu, grazie. Così manteniamo fede al genere dell'alternanza. Sì, io sono Palma Sergio e sono della CGIL di Padova. Allora, io porrei l'attenzione intanto sull'articolo 13 del protocollo, no? Dove si parla della formazione, quindi dell'impegno da parte quindi della Regione Veneto di pubblicizzare, quindi da parte dei firmatari voglio dire, no? Della pubblicizzazione del protocollo e anche di formazione dell'applicazione del protocollo, quindi voglio dire di conoscenza, perché questo è uno degli aspetti che secondo me fanno la differenza, nel senso che è vero che noi dobbiamo agire ed essere coesi unitariamente nel fare richiesta agli enti, no? Dell'applicazione del protocollo e dell'applicazione anche delle norme. Ma quando ti trovi di fronte però dirigenti, le stesse amministrazioni che non ne sono a conoscenza, diventa un bel problema. Ora, siccome questo è un protocollo, diciamo, è l'ultimo di un percorso iniziato in questa regione, non soltanto a livello di confederazione ma anche di categorie, perché diciamo che ci sono dei contratti nazionali, penso al contratto delle cooperative sociali, che già da prima con l'ente bilaterale, che non è l'ente bilaterale che c'è in edilizia, ma con i comitati che si costituiscono sia a livello provinciale che a livello regionale, davano già la possibilità di poter agire in sinergia, se vogliamo in alleanza con i committenti, con le centrali cooperative, e quindi già da lì si è iniziato un percorso. Però, il però qual è? Il però è appunto questo, che noi abbiamo dei protocolli, abbiamo anche degli accordi che a volte è difficile riscontrarne l'applicazione perché appunto la mano destra non sa cosa fa la sinistra. E non sto parlando di casa nostra, cioè di organizzazioni sindacali, sto parlando appunto della regione in primis e poi di tutta la catena di comunicazione che deve esserci sui territori. Io sono contenta che questo protocollo sia stato sottoscritto anche dall'ANCI, dall'UPI, eccetera, eccetera, perché si presupporrebbe, no, che la diffusione delle linee che sono inserite in questo protocollo, io non parlo della norma, poi parlerò anche della norma, quindi debbano essere conosciute. Vi garantisco
che non è proprio così. Allora, visto che c'è l'osservatorio regionale, mi piacerebbe avere il polso della situazione di come è stata fatta la formazione, se è stata fatta nell'ambito della Regione del Veneto. Io anche, cioè, non parlo della mia provincia, ma nella complessità. E questo è l'aspetto. Mi aggancio all'intervento precedente, quindi lo sottolineo anch'io, che è necessario aprire anche un tavolo dove dentro siano inseriti gli appalti dei settori privati, proprio per queste grosse realtà, quindi queste anche multinazionali, no? Con le quali ci troviamo poi a dover agire. Perché poi è importante capire come gli appalti sono gestiti e quindi cosa possiamo fare noi nei vari livelli e nei vari posti, perché sia garantita la trasparenza, perché sia garantita la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, perché poi questa cosa fa il paio con l'inclusione anche con l'aspetto della contrattazione sociale che noi poi andiamo ad affrontare con gli enti, con i comuni in particolare. E vi dico questo perché a me è capitato proprio personalmente di andare insieme ad una categoria della Confederazione per il rinnovo di un appalto, nel momento in cui al dirigente si dice: boh, mi fai avere in anteprima, ce ne discutiamo? No, è vietato. Quindi questo fa parte del fatto che l'informazione, diciamo, non parte, oppure è un po' a spot, a macchia di leopardo. E nel percorso che è stato fatto, ad esempio io penso non soltanto quindi a quello che vi dicevo prima, alla possibilità che dà anche qualche contratto di poter agire in questo senso, e che ha anche aperto la strada, diciamo, poi a quella che è la discussione e all'applicazione più generale. Ma ci sono anche situazioni a macchia di leopardo, perché ad esempio a Padova noi abbiamo fatto, ancora nel 2019, abbiamo fatto 2 verbali di accordo, uno con l'azienda ospedaliera e l'altro col Comune di Padova. E allora qua, con l'azienda ospedaliera siamo riusciti poi a continuare e ad arrivare a un protocollo che è stato sottoscritto dalla categoria dell'edilizia. Quindi a settembre, mi pare, sempre del 2019, quindi prima della pandemia. Lì rimane in sospeso la continuità che era quella quindi poi del settore della ristorazione, ok? Ma il percorso comunque lì ha portato a questo tipo di protocollo. Nel comune cosa è successo? È stato fatto l'accordo, ok? Dobbiamo continuare, purtroppo siamo ancora ad oggi, e per varie vicissitudini, adesso non sto qui a puntare il dito su chi, su come e perché, ma comunque non siamo ancora arrivati alla sottoscrizione di un protocollo già tutto pronto, tutto definito, ma questa cosa insomma non è stata possibile. E ovviamente questo ci consegna anche alla luce, no, di quello che diceva la collega della UIL nazionale, che siamo adesso in una situazione di stallo, ci consegna una situazione che deve essere sicuramente aggredita a 360 gradi, quindi da tutti quanti. Ma per aggredire questo tipo di situazione non è sufficiente la buona volontà delle persone che in quel momento si trovano là,
Quindi ci vuole anche, dal mio punto di vista, una convinzione generale nel portare avanti questo tipo di richieste, che devono essere necessariamente richieste che vanno perseguite, io dico con fronte unico e comune, da tutte e tre le organizzazioni sindacali. Quindi noi dobbiamo fare proprio, come devo dire, forza di sfondamento, perché altrimenti sottoscriviamo accordi, sigliamo protocolli, però alla fine noi abbiamo la situazione a cui non riusciamo poi a dare risposta, che è quella dello sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori, che magari c'è qualche comune che predilisce piuttosto che la gara di appalto l'affido diretto, e quindi è una strada per sfuggire alle regole. E dopo c'è anche l'aspetto che la legge la devi applicare, forse non la applichi neanche, ma diciamo che l'indirizzo è che la devi applicare. Il protocollo, l'accordo, se hai la volontà politica lo applichi, non sei obbligato ad applicarlo. Mi piace che su questo protocollo vengono inserite le penali, no? Però fa tristezza che bisogna inserire penali per perseguire la strada della legalità. Cioè, questo ci pone degli interrogativi, va bene, sono degli interrogativi, insomma, che uno non dovrebbe porsi, dovrebbero essere cose scontate. Purtroppo noi ci ritroviamo che dobbiamo inserire penali, quindi la punizione se non si persegue un qualcosa che deve essere proprio naturale. Ecco, io mi fermo qua, avrei altre robe da dire, ma non voglio rubare altro tempo. Ecco, una proposta io faccio, che è questa. Siccome c'è l'osservatorio provinciale, quindi c'è l'osservatorio regionale sugli appalti, però secondo me quell'osservatorio dovrebbe dare altri dati e coinvolgere altri soggetti che non ci sono. Abbiamo nelle province l'osservatorio provinciale sulle cooperative e vi posso garantire che lì dove le persone di buona volontà e che ci credono in queste cose fanno, cioè ci credono, possono sicuramente intervenire su quelle che sono le irregolarità di certi appalti. Io vedo qua in platea la collega Rizzo, con la quale abbiamo lavorato quando avevo un altro incarico regionale, e cioè c'è la possibilità di andare nei posti, proprio fisicamente, no? Nei posti dove si fanno le gare, andare a parlare e quindi intervenire col responsabile delle gare di appalto, e con questo sistema, smentiscimi se sbaglio, si è anche riusciti a determinare delle condizioni di lavoro e condizioni economiche che non comparivano nei bandi di gara. Allora, qua ci vuole anche un coordinamento di segnalazione rispetto a questi fenomeni, dove si può poi intervenire tempestivamente. E allora, l'osservatorio provinciale delle cooperative, che riguarda tutti, quindi non solo cooperative sociali, ma della logistica, eccetera, eccetera, sta facendo un egregio lavoro su questa cosa qua. Tant'è che nella penultima riunione c'è balenata sta proposta e io la metto su questo tavolo, cioè stimolare la creazione anche nei territori, va bene, con il coinvolgimento delle parti sociali, eccetera, eccetera,
di osservatori provinciali sugli appalti, che però non vuol dire semplicemente quanti appalti fa Tizio, quanti appalti fa Caio, ma che cosa ha prodotto quel tipo di appalto, va bene? E quindi già su quei territori, no? Attraverso lo SPISAL, attraverso l'INAIL, attraverso gli ispettorati del lavoro, già a monte con quei soggetti là poter intervenire e fare un percorso. E questo potrebbe essere, io non lo so, ma comunque è una proposta che noi abbiamo messo su quel tavolo, abbiamo detto, boh, siccome stiamo facendo questo ragionamento qua, e le cose stanno assieme, no? Perché escono gli ispettori per vedere se una cooperativa si comporta bene o non si comporta bene, se rispetta le norme di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi perché non farlo diventare un osservatorio che sia sì cooperative, ma che sia anche un osservatorio sugli appalti? Okay? Diciamo che su questa proposta non c'è stato un no da parte dei dirigenti dell'ispettorato del lavoro, né anzi la stessa, se non sbaglio lo stesso INAIL aveva più o meno ventilato sta roba qua, per cui potrebbe essere anche uno strumento rafforzativo per l'applicazione e il rispetto anche dei protocolli che noi andiamo a siglare. Grazie. A te la parola? Sì. Non so i vostri nomi, quindi se vi presentate. Poi io direi che potremo fare un giro intanto di risposte, così nel frattempo qualcun altro si può preparare. Sì, sono Campa Francesco della Filea Veneto. Intanto ringrazio per questa iniziativa perché almeno nel nostro settore che rappresentiamo, che è quello delle costruzioni, è un tema molto sentito perché è all'ordine del giorno. Gli appalti ce ne sono quotidianamente nel Veneto, poi in particolare a Padova. Tra un po' partiranno importanti appalti appunto pubblici soprattutto. Quindi il tema è sì, importante, quindi ringrazio la compagna Silvana per la sua esposizione importante e anche Tiziana. E mi permettono, no, che ho tante domande, volevo più che altro portare 2 riflessioni, 3, così per condividere e provare a crescere insieme per migliorarci, no? Intanto sottoscrivo quanto detto dalla compagna Palma perché è molto importante la questione che ci sia l'informazione e formazione secondo me tra livello regionale e le stazioni appaltanti magari provinciali, perché a volte, secondo me, più sì, anche la volontà politica serve sicuramente al tavolo, però serve anche capire quale può essere l'importanza di un protocollo, perché a volte ti trovi degli assessori che non hanno questa sensibilità o quantomeno non capiscono l'importanza di un protocollo, pensano che sia, ah vabbè, ma è per far contenti questi che firmiamo. No, è importante perché previene, si deve cercare di ovviare o prevenire dei problemi, il protocollo. Infatti l'importanza secondo me della sottoscrizione di un protocollo, soprattutto per noi organizzazioni sindacali, è quello di riuscire a costruire delle relazioni con le stazioni appaltanti, più possibilmente con il RUP, per cercare di fargli fare quello che deve, visto che non c'è più il limite del subappalto. Tenere monitorato l'andamento di un appalto è importantissimo e il RUP è la figura più esposta. Lo dice bene le linee 3 dell'ANAC, l'articolo 30 del testo unico, e quindi quei ruoli e quelle responsabilità che ha RUP bisogna tenerle bene in mente e quindi avere un dialogo costante con il RUP per evitare che succedano cose che non devono succedere, che purtroppo invece accadono. Una proposta, siccome purtroppo, dico purtroppo, insomma, l'articolo 29 del decreto legislativo 276 non si applica al pubblico, questo fa un po' sorridere perché io penso un lavoratore ha meno tutele se è in un appalto pubblico su un appalto privato, cioè è una cosa un po' che
sa da discrasia, non lo so, dico, non so. E quindi per tentare di ovviare a questo, i protocolli devono appunto andare in quella direzione e magari prevedere l'istituzione. Io vedo che le stazioni appaltanti sempre più spesso chiedono, no, le fideiussioni a garanzia del saldo anticipo quando partono. Beh, perché i lavoratori non possono chiedere l'istituzione di un fondo di garanzia a tutela di eventuali inadempienze contributive e retributive da parte di uno dei soggetti della filiera? Attraverso cosa? Il riconoscimento del giro di quella magari fideiussione. La stazione appaltante chiede l'esecuzione della fideiussione e le gira magari al pagamento, oppure l'istituzione proprio di un fondo di garanzia, rubo il termine dall'INPS, un fondo di garanzia a garanzia appunto sugli importi. Ovvio che le stazioni eccepiranno dicendo già devono tirare fuori i soldi, quanti? Beh, ma in realtà se si prende per tempo basta la stima dei lavoratori medi che ci sono, gli stipendi, si fa una quantificazione in base all'importo dell'appalto affidato, si riesce a stimare in proporzione a 1 o 2 mensilità, perché si deve intercettare e prendere quando al massimo il ritardo è di 1 o 2 mensilità, non oltre, e quindi si riesce a fare, ma su una stima, su un appalto di 5 milioni, prendo non a caso questa soglia, con 500.000 euro di fideiussione o comunque di fondo di garanzia, in questo senso siamo già abbondantemente, secondo me, a tutela. Quindi così sarebbe importante provare a introdurli nei protocolli e chiedere alle stazioni appaltanti in questo senso. Io vi ringrazio ancora. Buon proseguimento. Grazie Francesco. E passo la parola, anche se è stata sollecitata appunto la regione, Sì. Allora, parto dalle prime domande, quella se si riesce a ridurre la catena, interloquire sulla regione anche in tema di settore privato. Allora, sicuramente il tema della catena è un tema che il protocollo lo affronta proprio negli suoi elementi, proprio nei suoi elementi che abbiamo inserito di confronto continuo con le stazioni appaltanti. Ripeto, le stazioni appaltanti vanno da azienda zero, per capirci, ai comuni più piccoli. È fondamentale, è stato detto, ed è un tema che noi abbiamo colto, quello della diffusione del protocollo, quella della conoscenza. Ci è stato detto che è stato diffuso, è chiaro che nei fatti anche noi stiamo rilevando delle criticità e quindi stiamo già ragionando mentre si parlava qui oggi. A me è venuto in mente che ad esempio la butto lì, al prossimo riunione del tavolo di monitoraggio potremmo proporre di fare una comunicazione congiunta a tutti, da mandare a tutti i comuni, e che quindi a quel punto possiamo mandare anche noi a tutti i comuni, alle province, agli enti locali, in cui si manda il protocollo e si dice questo va applicato. Chiedere la verifica della formazione è sicuramente un suggerimento importante, anche perché proprio in queste settimane stiamo seguendo, credo tutti, quei percorsi formativi attivati da Avviso Pubblico in collaborazione con la Regione sui temi della legalità in questo caso, e credo che chi di noi si è collegato ha visto la scarsissima presenza degli enti locali, dei comuni a questi percorsi formativi che, ripeto, sono legati alla legalità, ma sappiamo che la legalità è spesso in questi incontri si è parlato anche degli appalti e delle criticità legate alle infiltrazioni della criminalità dentro gli appalti, e quindi è un altro spunto, è un altro elemento di quel percorso che, ripeto, si è avviato con l'inizio dell'anno
Ci sarebbe piaciuto con la bacchetta magica vedere applicato questo protocollo, ma come dire, un po' ce l'aspettavamo di queste criticità. Anche in relazione a quello che veniva detto nel secondo intervento del lavoro congiunto, la scelta che abbiamo fatto, poi ai noi è caduto questa iniziativa di oggi in un momento molto particolare, molto delicato, alla vigilia di una manifestazione importantissima alla quale tutti domani e tutte, mi auguro, parteciperemo a Roma contro il fascismo, ma anche a sostegno di tutte le cose che diceva anche Tiziana, quindi di una visione di futuro del Paese, di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali a livello confederale, a partire dai massimi livelli con il governo, perché noi le proposte, la visione futura del Paese ce l'abbiamo unitariamente, abbiamo proposte e linee da discutere col governo su tutte le tematiche, non solo sugli appalti. Quindi come dire, è accaduta in un momento particolare, però l'intento nostro di questa riunione unitaria è proprio che deve partire da noi insieme questo lavoro di applicazione di questo protocollo. E fatica, sì, è assolutamente una fatica, stiamo scalando, l'ho detto prima, l'Everest, ma o noi cominciamo a prendere per abitudine che ogni volta che veniamo a conoscenza di un appalto chiediamo l'incontro al comune, all'ente locale, alla provincia, alla regione, all'azienda sanitaria, citando il protocollo. Io questo vi raccomando a tutti, citate sempre il protocollo dicendo come previsto all'articolo X ci dovete incontrare per parlare del bando di gara prima, per verificare l'appalto dopo, per analizzare il progetto di riassorbimento. Citatelo, perché è solo così che noi, lo sappiamo bene, il nostro lavoro siamo abituati a farli per i contratti nazionali, per i contratti integrativi. Dobbiamo cominciare a intendere questo protocollo, così come altri, come veniva detto, siglati a livello territoriale, come se fossero dei contratti territoriali che noi dobbiamo far applicare. Li possiamo agire nelle aziende, le possiamo agire con i comuni, le possiamo agire nella contrattazione territoriale che come sindacati confederali portiamo avanti nel territorio. Però proprio ci deve essere un cambio di passo, prima di tutto da parte nostra, poi come dire, affronteremo le difficoltà di interlocuzione, come veniva detto anche nel settore privato. È fondamentale e il ruolo della Regione con i grandi player privati che stanno arrivando e che con il PNRR probabilmente arriveranno. È un primo passo anche il tavolo di ieri, nel quale, come dire, la Regione era presente ma è stato totalmente assente Amazon per motivi come dire un po' pretestuosi, ecco, dire che non partecipa a un tavolo perché ci sono le confederazioni e lei ha firmato solo con le categorie, ecco, è evidente che è un messaggio pretestuoso, così come è importante che la Regione assuma un ruolo di regia su questi temi, che fa fatica un po' a prendere, perché noi lo vediamo sul tema e l'abbiamo visto e lo vedremo sul tema dei servizi pubblici locali e le modifiche anche qui legate al codice degli appalti, lo vediamo sul trasporto pubblico locale dove non c'è una regia e dietro ci sono appalti, concessioni e da parte nostra continuiamo a incalzare la Regione su tutte queste tematiche.
In alcuni casi la Regione anche risponde perché c'è stata una lunga discussione che porterà alla firma di un protocollo sulla logistica. Ci saranno tutte le controparti datoriali, non ne abbiamo la certezza, non ne siamo sicuri, quindi anche lì abbiamo un tema di difficoltà, e allora attivare strumenti come ci veniva suggerito degli osservatori provinciali della cooperazione, dove c'è un pezzo di mondo importante che è coinvolto anche negli appalti, è sempre, come dire, un elemento che noi dobbiamo mettere in campo e che ci deve veder lavorare sempre più strettamente in maniera unitaria e sempre più in una logica confederale, nel senso di rapporto stretto tra le categorie e le confederazioni, perché nessuno di noi da solo è in grado di risolvere problemi e criticità così complesse. Iniziamo da noi a un lavoro costante e continuo insieme, che non dico che non facciamo e che non viene fatto, capitemi, non voglio dire questo, però dobbiamo fare uno sforzo in più, soprattutto alla luce di quello che ci aspetta da qui in avanti. Ho dimenticato qualcosa, fatemi un cenno, ho cercato di tenere dentro tutte le risposte, non so se dal punto di vista dell'ottica nazionale Tiziana. No, ovviamente non. No, sì, grazie. No, volevo solo dire rispetto a questo ragionamento che si faceva a partire dal primo intervento sugli appalti privati, che anche noi, io vedete, qui non ve ne ho parlato perché il tema era un altro e perché anche questo è un altro tema complesso, perché come voi mi insegnate sugli appalti privati ci troviamo, no? Anche condizioni di gestione di norme diverse. Quindi noi come CGIL CISL UIL già a luglio abbiamo cominciato a predisporre, vedete questa è una bozza che io ho e che ho portato dietro, ma di cui non vi parlo oggi perché dobbiamo finire di definirla in sede nazionale, ma abbiamo svolto un lavoro di confronto con le varie categorie ovviamente interessate, categorie nazionali, per predisporre un documento unitario in tema di appalti privati e quindi per affrontare accanto a quello che al lavoro che stiamo svolgendo, speriamo con maggior successo anche noi, insomma, anche con la futura legge delega, di quanto ad oggi insomma non riusciamo a vedere, però vorremmo aprire anche questo fronte di confronto. È chiaro che questo fronte di confronto lo apriamo con soggetti anche diversi, insomma, io immagino anche a partire dalle associazioni, insomma, e non solo. Quindi era solo per anticiparvi che stiamo lavorando, abbiamo anche predisposto una prima bozza di documento che sempre nella riunione che vi anticipavo faremo la settimana prossima riprenderemo un attimo in mano, perché devo dirvi che in questa ultima fase, questi ultimi giorni siamo stati un po' presi da altre vicende come voi immagino, però ecco c'è già una prima nota che è stata elaborata sulla base di alcune proposte che hanno scritto le confederazioni, inviate alle strutture categoriali, quindi emendate, riviste, corrette, aggiornate. Questo potrebbe essere, diciamo, forse il documento definitivo. Ne abbiamo parlato con i nostri segretari generali che hanno dato l'ok a procedere anche su questo fronte. Vorremmo chiudere con loro a questo punto il percorso che abbiamo fatto e poi dopo vi informeremo su come intendiamo procedere anche su questo, per cui se anche voi dentro il grande già lavoro che avete fatto, perché io lo ripeto ma non per farvi un complimento perché sono qua, perché poi non sono abituata, ma quando mi è arrivato il documento che Bruno mi ha mandato e l'ho letto, ho detto ma
leggo bene oppure no? Nel senso, in una situazione quale quella in cui ci troviamo, leggere dal Veneto un accordo di questo tipo, io ho detto, beh ragazzi, è un lavoro meraviglioso, cioè, ora è chiaro che questo lavoro meraviglioso, cioè questo punto di approdo che non è definitivo, perché ci possono essere messe a punto ancora tante osservazioni giuste che secondo me voi oggi avete fatto, anche questo mettere in collaborazione, io seguo anche la cooperazione, gli osservatori sulla cooperazione, che sono anche quelli uno strumento importante, se pensiamo anche a tutto il fenomeno delle cooperative di comodo, noi nell'Osservatorio Nazionale, quella è anche sede di denuncia, tra virgolette, di tanti fenomeni che riguardano anche lavoratrici e lavoratori in appalto, quindi è chiaro che c'è un mondo che si intreccia spesso. Noi a volte non riusciamo a farlo intrecciare bene, ma non perché per mancanza di volontà, ma per limiti umani. Sì, limiti umani, e lo dico perché insomma, anche noi a livello nazionale facciamo la stessa cosa, dice, ma allora no, però anche, è giusto, no? E adesso che tu l'hai detto, per esempio, adesso mi viene in mente che dovremmo riprendere anche noi un contatto diverso, letto in un'ottica diversa, il lavoro che svolgiamo in questo osservatorio che si riunisce con molta lentezza, lo volevano anche eliminare, però quello anche è un presidio interessante se noi riusciamo ad intrecciare il lavoro che facciamo sul tema degli appalti, sicuramente pubblici, poi vedremo, privati, quello che riusciamo a mettere in campo sarà un ragionamento molto complicato pure questo da portare all'attenzione dei soggetti interessati, però sì, assolutamente sì, questo dell'incrocio di questi strumenti che voi avete messo in campo e che abbiamo anche noi a livello nazionale è un altro elemento che ci aiuta, insomma, che ci aiuta molto, molto di più. E quindi niente, insomma, avete fatto un accordo, diciamo che qualche accordo c'era stato, ma ancora prima dello sblocca cantieri, dopo il testo unico qualcosa si era mosso nei territori, alcuni anche buoni accordi, per carità, non c'è dubbio, penso al Lazio, penso alla Liguria, penso al Piemonte, insomma un po' di accordi che sono stati fatti, insomma, però poi c'è stato un po' di stasi, di fermo anche nel lavoro dei singoli territori, delle singole regioni. Poi è arrivato questo accordo del Veneto poco tempo fa, insomma, relativamente poco tempo fa, e ho detto, ma cioè stentavo a credere che ci fossero stati condivisi obiettivi nostri così importanti che noi rivedevamo messi in discussione esattamente negli stessi giorni. Quindi no, per cui ottimo lavoro, non c'è dubbio, non ve lo devo dire io, lo valutavamo anche insieme con i colleghi. È chiaro che nessuno ci regala niente, come diceva Silvana, nel senso che anche vale per tutti i livelli questo, no? Nel momento in cui tu arrivi ad un approdo il migliore possibile, non solo devi provare a fare un passo in avanti, sempre devi provare a fare un passo in avanti, perché se non lo facciamo noi, non siamo noi costantemente i sollecitatori della messa in campo poi degli strumenti che individuiamo, non lo fanno, le nostre controparti non sono interessate a farlo, parlo delle aziende, parlo dei comuni, parlo della regione, cioè l'esperienza ci porta a dire che ci chiamano se hanno un interesse diverso dal nostro, che non è il nostro però a quel punto, no? Allora sta a noi valorizzare il più possibile e renderlo il più possibile realizzato, quello deve diventare operativo, perché così anche a Padova, dove forse non è arrivato bene che il protocollo, no, è un protocollo che riguarda la regione, non solo la città in cui è stato siglato, ecco, deve diventare un fatto che va in automatico, che esiste un protocollo e che quindi ci si misura attraverso gli strumenti dati, perché altrimenti facciamo lavori importanti, ci mettiamo pure tanto tempo e dopodiché ci ritroviamo qui tra un po' di tempo a ragionare su altro e siamo ancora frustrati perché poi succede quello che voi avete raccontato, insomma, no? Poi alla fine, e questo francamente anch'io io ancora rimango basita, forse non so, uno
c'è troppa ingenuità nella nostra testa, no? Quando si parlava di illegalità, cioè quando vi dicevo uno legge anche cioè l'informazione tutta, no? Mi dice una cosa e accanto ci mette un articolo che è, dici scusate ma voi dentro in redazione vi fate almeno lì insomma un preconfronto su quello che scrivete oppure no? Eppure purtroppo è un mondo che si muove in questa maniera, il che ci fa pensare che nessuno seriamente vuole affrontare il tema, il problema, no? Che certo, chi può dichiararsi contro la legalità e la trasparenza? Nessuno, cioè non sarebbe, come dire, come si dice, politicamente corretto, no? Però poi la pratica è che si coprono esattamente comportamenti di questo tipo e allora vuol dire che uno dichiara e che poi dentro di sé pensa che tanto il mondo si muove in un altro modo e nessuno contesta come si muove il mondo, però questo è un meccanismo che noi, capisco che non possiamo accollarci le sorti del mondo perché non ci appartiene nemmeno come ruolo, e però dobbiamo difendere con le unghie e coi denti i buoni risultati che portiamo a casa, quello assolutamente sì. Io mi auguro che anche noi, di riuscire anche noi a entrare dentro questo sistema che porterà alla nuova legge sugli appalti. Me lo auguro e spero che ci sia un confronto che ci consenta di non far passi indietro rispetto a quello che avevamo ottenuto, perché guardate anche sulla legge 50 che io non a caso vi citavo apposta tutti i vari punti, e anche lì c'è stato un lavoro. Io sono arrivata nel 2015 in Confederazione come si parla, arrivata in itinere, diciamo, no? Anch'io avevo dei colleghi che stavano già lavorando da tempo perché la direttiva è del 2014, quindi no? Io sono arrivata in Confederazione l'anno dopo e c'era già un lavoro unitario molto importante in campo, e quando mi hanno detto ti occupi anche di appalti io non l'avevo mai seguito, ho detto Dio adesso che cosa mi succederà, però noi abbiamo fatto fino all'approvazione del testo unico ma dico quasi quotidianamente un lavoro battente su questa unità, sempre insieme nel confronto con tutti i soggetti per fare in modo che lì si approdasse, come avete fatto voi, a dei buoni risultati. E noi eravamo contenti, poi ci sono state delle cose riviste e ricorrette all'ultimo secondo, anche lì, insomma un po' di... però dalla legge obiettivo a quello, ragazzi, sembrava un sogno quasi di poter riragionare dentro un contesto quasi di normalità, insomma, no? E io mi auguro che si possa poter dire alla fine del mese di dicembre, qualora i tempi vengano rispettati per l'approvazione di questa legge, così come previsto anche dagli obiettivi che si sono dati con PNRR, mi auguro che anche lì insomma, vengano riconfermati i principi più importanti che noi abbiamo difeso con le unghie e con i denti e non abbiamo mai mollato, perché noi il tema sugli appalti pubblici non l'abbiamo mai mollato un secondo, salvo alcuni brevi periodi. Noi abbiamo fatto presidi davanti al Parlamento continuamente con lo sblocca cantieri e anche con tante associazioni. Io adesso penso a Libera perché sono quelli che ci sono stati sempre tanto vicini, però non solo loro, insomma. Ecco, per dire che purtroppo nessuno ci regala niente e che quindi anche quando ti giri un attimo, magari non perché vai in vacanza, ma perché ti occupi di un'altra questione, no? Dall'altra parte rimane di nuovo un vuoto che invece dovremmo provare e dovremmo intrecciare gli strumenti che abbiamo. Questa anche la trovo un suggerimento molto, molto giusto. E poi è chiaro che vi arriverà, insomma, vi coinvolgeremo in un ragionamento, ma che dobbiamo ancora terminare per correttezza, quindi non vado oltre, insomma, nel merito, però per dire che è un tema all'ordine del giorno che non solo ci siamo posti, ma che già vede concretamente, no, un manufatto in collaborazione con tutte le categorie che hanno visto, anzi che hanno molto apprezzato il fatto di iniziare un ragionamento anche sugli appalti privati, quindi abbiamo trovato un terreno molto favorevole, insomma, di collaborazione
e quindi mi auguro che insomma prossimamente noi possiamo iniziare anche con tutte le altre strutture lavorare su questa proposta e su quali sono i soggetti con i quali dovremo interloquire per portare avanti anche quest'altro versante, diciamo, sul tema degli appalti. Sì, c'è un altro intervento, prego. Buongiorno, intanto volevo ringraziare per questa modalità, perché penso che sia molto proficuo lavorare in seminario aperto con un modo di diffusione che ci aiuta nella comprensione e anche nell'elaborazione di quello che funziona, quello che bisogna conoscere e quello che bisognerà fare. Innanzitutto mi presento, sono Cecilia De Panza e sono la segretaria della Filcams GGL del Veneto. Il tema degli appalti tocca molti settori della categoria e nel mio breve intervento proverò a soffermarmi solo sugli affidamenti dei contratti pubblici nelle categorie merceologiche dei servizi da noi seguiti come la ristorazione, la vigilanza armata e la guardiania, le pulizie immobiliari e il cosiddetto facility management. Ampio comparto che comprende, oltre alla gestione delle strutture, di cui la sua traduzione letterale, anche altre aree di gestione nelle quali la manutenzione del verde pubblico, i servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco. Nell'attuazione del PNRR le relative risorse, che saranno investite anche nelle grandi opere, il tema trova opportuni e puntuali i contenuti di questa iniziativa della CGIL CISL UIL del Veneto, in un'ottica di attenzione ambientale, di innovazione, di garanzia occupazionale, aggiungerei di qualità occupazionale. Con il termine qualità occupazionale provo a porre all'attenzione la qualità delle offerte occupazionali che il sistema pubblico degli appalti del Veneto ci offre, perché troppo spesso incrociamo condizioni lavorative che a nostro avviso poco si conciliano con l'idea di un mondo del lavoro moderno e con le giuste tutele. Per questioni di tempo provo a fare un solo esempio che ci aiuta a comprendere la qualità del sistema degli appalti in Veneto. La nostra regione ha deciso di appaltare nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid il servizio di controllo degli accessi ai varchi della sanità della regione Veneto. Personale che controlla gli accessi, la temperatura, gestisce lo smaltimento degli utenti per le operazioni delle vaccinazioni e la verifica dei Green Pass. A nostro avviso, tale affidamento è stato fatto con la mera logica del massimo ribasso e come conseguenza abbiamo avuto la creazione di posti di lavoro retribuiti a 4 euro all'ora. A nulla è servito attivarci con l'hub che ha gestito l'appalto, visto che Azienda Zero ha ignorato le nostre richieste di un incontro, anche se nelle richieste di incontro abbiamo citato il protocollo d'intesa in materia di appalti sottoscritto con la Regione Veneto. Accordo che reputiamo importantissimo, come già è stato detto oggi, lo valorizziamo e se applicato ci permetterebbe in un confronto con le centrali appaltanti creare non solo occupazione, ma una buona occupazione. Ho portato questo esempio perché qui ci dobbiamo confrontare di quello che c'è di buono, di quelle che sono le criticità e di come dobbiamo lavorare. E io su questo dico confrontiamoci, perché qui rispetto alle richieste dove ci sono delle lacune, ecco noi dobbiamo perseverare, è già stato detto oggi anche da Silvana ma da tutte voi, e lì dobbiamo agire. Perciò ho portato anche questo piccolo esempio. Grazie. Prego. Buongiorno, io sono Loredana Borghi della segreteria regionale della Will Trasporti Veneto.
e sono anche una dipendente di Concessioni Autostradali Venete, società partecipata dalla Regione e dall'ANAS 50/50. In questa giornata, che ho trovato assolutamente interessante, scusate l'ignoranza, ma io di questa iniziativa non ero a conoscenza, non dell'iniziativa, del protocollo d'intesa intendevo. E ho bisogno di un chiarimento, perché nella discussione il riferimento che è sempre stato fatto non nei confronti magari di una società come la nostra, che non è un ente pubblico, non è la regione, non è un comune, è una società autostradale che in questo periodo sta assolutamente vedendo delle grandi trasformazioni. Io non vi voglio parlare del problema delle autostrade, che non c'entra niente con il problema di oggi, ma mi è venuta una domanda da farvi, un chiarimento. A proposito dell'applicazione dei contratti. Allora, nel protocollo si parla che bisogna porre l'attenzione al fatto che il contratto nell'appalto o nel subappalto che viene applicato deve essere quello più pertinente del settore. La mia domanda è: e la stazione appaltante, nel momento in cui al limite noi abbiamo il contratto degli autostradali, ha la possibilità di assumere personale in specifiche attività che vada al di fuori, cioè con contratto che non sia quello degli autostradali? Vi faccio un esempio per arrivare a ecco, i famosi punti blu o centri servizi, dove lì si fa attività prettamente commerciale. La domanda è: potrebbe questa stazione appaltante essere ligia perché controllata da anche il sindacato per quanto riguarda gli appalti e l'applicazione dei contratti corretti? Lei stessa può eventualmente andare ad applicare contratti di lavoro ai propri dipendenti che non sia quello strettamente degli autostradali, dal momento che esiste? Chiedo. Io qua mi taccio perché non voglio togliere spazio a chi magari ha domande più specifiche, però mi ero posta il problema a monte di tutto il resto del discorso. Vi ringrazio. Scusami, in questo momento nei punti blu hanno il contratto degli contratto Degli autostradali? Se l'azienda decide la terziarizzazione, è questo? Sì, Esatto. però a questo punto vuol dire che come dire, decide appunto di dare in appalto il servizio di... No, se assumono proprio, No, se danno in no. appalto, non possono modificare, perché in effetti è quello che sta accadendo. Cioè loro, i nuovi... Scusa, loro assumono con che contratto? Del commercio. Anche negli ausiliari della viabilità applicano in tanti Autostrade per l'Italia il contratto degli edili, ma loro sono privati, più o meno. Noi invece, che siamo 50/50, volevo capire se la nostra azienda, in qualità appunto di privata di diritto pubblico, possa eventualmente assumere personale con contratto diverso dal momento che esiste il contratto degli autostradali. Bella domanda. No, insomma no, io penso di no. Come faccio io per arrivare? Però Qual è la guarda, questa cosa la verifichiamo. Grazie. Prego. Sì, non... No, perché anche la norma fa, ho visto adesso è uscita anche adesso una circolare dell'ispettorato, l'avete Sì, vista? quella sul subappalto. Però pure lì non lo chiarisce secondo me perfettamente, quando dice che devi applicare lo stesso contratto se il lavoro che è appaltato fa parte dell'oggetto del lavoro che svolge la stazione appaltante. E quindi
perché noi questa domanda l'abbiamo fatta anche noi quando abbiamo letto quella notte, poi peraltro anche, e non è venuto fuori con grande chiarezza, perché sembra che tu debba applicare il contratto che applica la stazione appaltante, no? E così sembra, però se tu dai una motivazione, un'attività che non rientra, che può succedere nel core business, che contratto applichi? Sì, però il suo caso è ancora differente, ma il suo caso è ancora differente, lei non ha un subappalto, qui tu hai che da un certo punto in avanti le persone che inserisci in quell'ambito sono assunte con un contratto differente da tutti gli altri. Io credo che la strada sia quella di chiedere una verifica con l'azienda, perché che deve far quantomeno prima di dire no secco, capire perché adesso stai inserendo un nuovo contratto dentro, anche perché in questa maniera qui, cioè io penso, cerco di ragionare come un'azienda e ti risponderei no, ma tu rappresenti i trasporti, quelle persone lì hanno un'altra linea e dovrebbero essere convocati i sindacati che seguono il commercio. Non ha senso, cioè sicuramente va chiarito, cioè chiesto all'azienda. È chiaro che la posizione delle organizzazioni sindacali dovrebbe essere quella si assume con il contratto che c'è, perché non stiamo parlando di ho scelto che i punti blu non sono più, creo tra virgolette il ramo d'azienda e diventa insomma un'attività commerciale. Qui in un ambito dove stiamo applicando quel contratto, per 3 persone che assumiamo gliene applichiamo un altro. Secondo me non si può fare, secondo me non si può fare, però non lo so. Sì, però va attivato l'incontro sindacale, ecco, io quello che direi è che va attivato l'incontro sindacale dicendo che cosa sta succedendo e cosa state facendo. Capire perché queste assunzioni che si fanno, bisogna capire attraverso qual è il piano che c'è dietro, no? Qual è è un piano di espansione, un piano di esternalizzazione, è un contratto più favorevole. Quello lo so pure io, lo so anch'io, ma allora o c'è un processo che viene spiegato, che c'è quindi un piano che viene spiegato, poi può essere condiviso e anche non condiviso, ma c'è dietro un progetto che però se un'azienda, ma qualsiasi azienda, no? Io vengo dal settore alimentare, se la Ferrero che fa alla Ferrero, no? Quindi in produzione decide che assume 10 persone e non gli applica il contratto dell'alimentazione, gli applica il commercio, io vado lì e gli dico scusa che o ti sei impazzita o forse non è chiaro che tu il contratto del commercio o mi spieghi a che titolo avviene questo fenomeno o questo non è possibile, tu applichi anche per i nuovi assunti il contratto visto che entrano a lavorare nello stesso contesto in cui lavorano altre persone, a meno che appunto non si vogliono mettere in atto processi diversi da esternalizzazioni o quant'altro, e allora lì va verificato anche il processo, però, cioè, perché sennò perché applicano il contratto ai nuovi assunti, il contratto del commercio? Mi è chiaro pure a me che costa di meno, no? Però non può essere questa la motivazione per cui un'azienda fa un'operazione del genere. Va attivato un confronto, questo sì, immediatamente, perché io poi l'avevo immaginata in un percorso di appalto sul mercato, la prima era niente. No, infatti mi sono agganciata semplicemente perché è stazione appaltante, allora magari inizia quando deve fare un appalto. Nel caso proprio invece chi è che la controlla come stazione appaltante? Tutto qui. Ok, grazie. Sì, io direi che se
non ci sono appunto altri interventi, domande. Allora, posso chiudere? Noi possiamo anche chiudere, nel senso che non è che per contratto dobbiamo finire l'una, insomma, ecco, io rinnovo i ringraziamenti, insomma, per questa iniziativa, la partecipazione di Tiziana della segreteria nazionale della UIL in una fase anche così delicata. Rinnovo davvero a tutti l'invito a domani ritrovarci tutti in piazza a Roma, perché il momento che stiamo vivendo è davvero delicato ed è importante, insomma, dare un segnale da parte nostra contro quello che sta avvenendo, ma anche, ripeto, per costruire e richiedere un confronto al governo su tutte le tematiche che riguardano il futuro del nostro Paese. E quindi vi invito davvero tutti a essere presenti domani a Roma alla manifestazione nazionale indetta da CGIL, CISL e UIL, e che è aperta, insomma, a tutte le associazioni che hanno a cuore la democrazia di questo Paese. Grazie e alla prossima. Bene, non aggiungo altro, se non che vorrei che fosse valorizzato, visto che ci sono segretari di unioni, di categoria, che uno dei primi impegni unitari che abbiamo voluto fare di presenza, proprio per fermarci a riflettere e pensare insieme questo tema, è perché lo ritorniamo sicuramente una priorità rispetto al mercato del lavoro che abbiamo di fronte da affrontare. E dopodiché i politici che mi conoscono lo sanno, perché una battuta che dico sempre: perché in Svizzera le aziende si comportano regolarmente, in Italia si comportano come si comportano? E insomma, se lo chiedano. Dall'altro canto capisco anche la difficoltà di dover fare un continuo sforzo per poi vedersi appunto cambiare continuamente interlocutori. Però appunto io credo che da qua passa la nostra tutela ai nuovi lavori e al lavoro del futuro, che non può essere da subappalto a subappalto sempre più svalorizzato. E dopo io agli imprenditori italiani dico anche che il più furbo lo trovano anche loro, prima o poi nel loro cammino, se questa è la regola, e per cui credo che sia nell'interesse di CGIL, CISL e UIL, ma anche delle imprese sane. E qua ricordo, proprio perché, come vi ho anticipato, seguo la cosa insomma da oltre 20 anni, che già nel 99 avevamo un documento sugli appalti in Veneto, sottoscritto da alcune associazioni datoriali, non è stato sottoscritto dagli industriali della Regione Veneto allora, e ci abbiamo messo insomma quasi 20 anni, anzi 20 anni, per portare a compimento un documento firmato dalle istituzioni, ma mi sembra insomma che da quello che abbiamo capito sarebbe importante iniziare anche il percorso di farlo sottoscriverlo alle associazioni datoriali, e su questo è ovvio che l'alleanza e l'unione che dobbiamo avere tra di noi sarà importante per riuscire a fare anche questo passo. Vi ringrazio, alla prossima e buona manifestazione a tutti, domani ci troviamo a Roma. Ci vediamo a Roma.